Sulle 3 e qualche minuto. Buon pomeriggio a tutti. Allora, apriamo i lavori di oggi pomeriggio. Primo intervento del professor Alberto Ferlenga, magnifico rettore di IUAV, che ci ospita, a cui chiedo di dare il benvenuto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Devo dire che non solo ci tengo a dare i saluti e per la vostra partecipazione, a salutare il Presidente Zaia, l'assessore Donazzan e il Dottor Romano, ma anche con questo mio intervento a sancire a testimoniare di un incontro di collaborazioni che in questi anni sono state importanti, credo, e non formali, anche sostanziali su diverse questioni. Sono state tantissime le occasioni che abbiamo avuto di utilizzare appunto insieme la collaborazione con Regione, a partire dagli assegni di ricerca FSE, a partire dal progetto che abbiamo messo in atto rispetto al quale abbiamo subito avuto un riscontro di coordinamento dei siti UNESCO. Insomma, sarebbero lunghissime sull'educazione finanziaria, eccetera, eccetera. Insomma, sarebbero lunghissime il racconto delle occasioni che abbiamo avuto e attraverso le quali abbiamo messo un tassello in più rispetto a dei processi di conoscenza e anche di formazione, sostanzialmente, perché in entrambe le questioni, e questo ci tengo a sottolinearlo, credo che noi dovremmo insieme affrontare un ritardo, sostanzialmente, che non solo noi, ma che in generale abbiamo rispetto ai luoghi che ci ospitano. La conoscenza, che è una questione fondamentale. Noi ci occupiamo di architettura, ci occupiamo di arte, lo IUAV è una scuola un po' particolare, è l'unica scuola in Italia, è una sorta di normale delle arti, l'unica scuola in Italia, una scuola tra l'altro riconosciuta come scuola speciale, a statuto speciale, che mette assieme tutta una serie di questioni che nel loro insieme potrebbero essere attribuite al territorio del Made in Italy, grosso modo. È la creatività che riguarda delle tradizioni artistiche, ma riguarda anche una particolare capacità di interpretare i valori del territorio e farli diventare valori non solo culturali, ma molto spesso anche valori produttivi. Però c'è una questione, ed è una questione fondamentale, è una questione che riguarda un po' tutti noi, è che per trasformare e per essere più efficaci in questi processi, per determinare valore, bisogna conoscerle. Bisogna conoscere le cose, conoscere i luoghi, e per quello che riguarda i luoghi fisici cambiano nel corso del tempo. Noi ci occupiamo di alcune questioni, noi ci occupiamo molto spesso, per esempio, di interventi in aree terremotate, in aree che hanno avuto, non qua per fortuna, insomma anche qua abbiamo avuto i nostri ovviamente problemi rispetto alla manutenzione del territorio, ma c'è ben altro e cose anche ben più gravi, e molto spesso ci accorgiamo che ciò che frena la capacità di molte regioni o dello stesso Stato di contribuire per qualche cosa che sia un qualche cosa in più rispetto all'emergenza è spesso la conoscenza di quello che quei luoghi sono diventati. Noi abbiamo letto l'ultima volta questo paese negli anni 60 e 70, abbiamo letto i centri storici negli anni 60 e 70, le campagne ancora in quegli anni, e forse abbiamo pensato che tutto fosse rimasto uguale. Non è vero che tutto è rimasto uguale, le cose cambiano, spesso cambiano dietro le facciate. Venezia, pensate a Venezia è una città che sembra non cambiare mai, in realtà dietro le facciate le case cambiano, ovviamente cambiano le presenze, cambia sostanzialmente tutto, tant'è che il mondo che abbiamo oggi di fronte è diverso rispetto a quello di 30-40 anni fa. E la formazione, che è legata a questo tipo di conoscenza, ha estrema necessità di conoscere, ha estrema necessità di misurare le proprie competenze sulla base delle situazioni reali, non di quello che si pensa essere le situazioni. Noi spesso, lo dico come autocritica nella scuola, noi spesso pensiamo che di attribuire una formazione che sia al passo con delle situazioni che invece nel tempo sono cambiate. Noi invece abbiamo bisogno continuamente di aggiornare il tipo di formazione che attribuiamo, se no faremo professionisti per un mondo, per un mercato che non c'è, e cose di questo tipo. Ora noi, e penso alle cose che facciamo con gli assessorati della Regione, l'assessore Donazzan è spesso con noi, ma anche l'assessore Marcato, insomma su questo c'è una comunanza di intenti. Per tasselli dovremmo cercare di ricostruire sostanzialmente questo patrimonio di conoscenza
di formazione, legare le due cose e anche naturalmente provare a far sì di colmare un gap, come un buco, che molto spesso purtroppo in questo Paese lo Stato centrale determina nei confronti dell'università. Noi oggi abbiamo attribuito i nostri premi di laurea come ogni anno, molti giovani hanno presentato il loro lavoro con grande emozione, anche con grande conoscenza e parlando con loro, anche con i loro genitori, si rilevava quanto energia e quanta potenzialità ci sia in tutto questo. E anche però dobbiamo sempre rilevare come a tutto questo non corrisponda da parte, devo dire, non solo di un governo, ma degli ultimi governi che si sono succeduti, una sostanziale sottovalutazione di quanto questo costituisca un valore per questo Paese importante. E questo purtroppo è la storia di questi ultimi tempi, cioè il sistema universitario è estremamente sottofinanziato, siamo ancora prima dei livelli del 2008, c'è una sostanziale non interesse. E c'è, credo, un grande errore, perché nel momento in cui noi mettiamo in atto, e l'abbiamo messo in atto con questa regione, eccetera, eccetera, dei meccanismi virtuosi di relazione, dei tavoli incrociati, ci accorgiamo subito di quanto si moltiplichi il valore delle azioni, cioè di quanto il mettere assieme istituzioni, imprese, eccetera, all'interno di una conoscenza acquisita, appunto, quella che bisogna sempre mantenere viva, determini dei risultati molto maggiori. E allora purtroppo ci troviamo spesso nella necessità di supplire a quanto, in questo caso bisogna dirlo, comunque lo Stato centrale da molti anni non fa. Penso che rispetto a questo abbiamo messo in atto soprattutto per quel che ci riguarda con la Regione, degli importantissimi momenti di scambio e non solo di scambio, dei momenti di conoscenza molto particolari su diverse questioni. E penso che questo sia l'unico modo per portare avanti non solo appunto quello che è il nostro ruolo, il conoscere, ma per portare avanti poi la definizione di linee, di percorsi professionali che siano realmente in grado poi di intervenire in questioni delicate, la manutenzione del territorio, la creazione di valore dalle differenze culturali italiane che sono importantissime, ma non immediatamente producono valore, ci vuole qualche cosa sostanzialmente in mezzo per farlo. Allora, concludo, credo che il mio ruolo sia non solo quello di fare i saluti, ma quello di ringraziare la Regione per queste attività che puntualmente siamo riusciti a mettere in atto e credo ancora che su questo dovremo riuscire a fare molto di più perché i risultati che ci sono stati sono risultati buoni, quindi vale la pena di andare avanti. Grazie a voi e buon lavoro. Bene, grazie professor Ferlenga. Devo dire che anche la scelta di andare in una sede universitaria, una sede non della Regione, è un segnale di approccio partecipativo. Qui oggi parte il tavolo di partenariato congiunto e fondo sociale che si chiamerà PLUS del FES e della cooperazione, quindi un po' il messaggio anche questo. Bene, adesso fa piacere, c'è qui il Presidente del Ragionamento Zai a cui cedo la parola. Grazie. Grazie dottor Romano e saluto ovviamente tutti voi. Il rettore Ferlenga, c'è ancora? Sì, scusami, io ho tolto il nome dal tavolo, il mio. E io ve la farò molto breve. Voi vedete che è una roba, sembra anche importante, no? C'è tutta la giunta, quindi potevo fare anche la giunta questa mattina. C'è l'assessore Lanzarini, l'assessore Marcato, l'assessore Donazzani e l'assessore Caner. Se partissimo da un assunto, no? Che si dice che piuttosto che rassicurare fedeli bisognerebbe evangelizzare gli infedeli. Io ho l'impressione che questa platea sia una platea di addetti ai lavori, di persone che comunque sono venute fin qui sapendo già di cosa si parla, e però dico anche mutuando un po' le parole del rettore, dico anche che comunque c'è una leggenda metropolitana, che i fondi comunitari servono a poco, vengono dispersi in 1000 rivoli inutili e che spesso gli italiani non sanno utilizzarli. Siccome noi siamo in Veneto, siamo in Italia, noi possiamo dire, prima di parlare del futuro, giusto dottor Romano, potremmo dire che nella partita 2014-2020, nel FERS, nell'FSE, nel PSR e nel POR, in tutte le partite che conoscete, i risultati sono stati ottimi. La nostra è una regione che permette ai cittadini di utilizzare i fondi in virtù del fatto che questa amministrazione ha fatto una scelta di campo, cioè cofinanziare dall'anno zero
tutta la parte pubblica. Che vuol dire che non facciamo magheggi, perché qui bisogna anche guardarsi nelle palle degli occhi e capire di cosa stiamo parlando, non facciamo magheggi di bilancio dicendo che il cofinanziamento è di 65 milioni, tale è per il Veneto, e mettiamo un chip e poi si vedrà, perché questo fa sì che poi l'ultimo anello della catena, che è l'utilizzatore dei fondi, non trova mai un cofinanziamento a monte, per cui i tempi si dilatano e non si va mai a quello che noi chiamiamo overbooking. Il Veneto ha saturato tutta la sua capacità di spesa, di investimento su queste partite. Basterebbe pensare al Fondo Sociale Europeo, che ha avuto 764 milioni di euro. Peraltro la formazione, voi capite e sapete che è una grande sfida per noi veneti, è una sfida unica nel suo genere, e al di là del fatto che abbiamo 20.000 ragazzi più o meno in formazione costante, ma poi c'è tutto il tema della formazione a 360 gradi che qualifica anche l'offerta del Veneto. Allora, 764 milioni, ci sono stati 123 bandi, il Rettore, 5.000 progetti e abbiamo intercettato circa 183.000 veneti che comunque hanno fruito di questi 764 milioni. Potrei parlarvi di 524 milioni del FERS o del piano di sviluppo rurale. Per dire cosa? Per dire che noi ci abbiamo creduto, anche se qualcuno di voi non se n'è accorto, noi ci abbiamo creduto. Dopodiché capite che in una mole di input così importante come quella dei progetti, 5.000 progetti per l'FSE, quasi 8.000 per il FERS e avanti poi col piano di sviluppo rurale e molto altro, gli Interreg, il POR, eccetera, capite che comunque ci può sempre essere il dato non buono del micro progetto che magari molti non gradiscono, però in generale siamo qui a dire che i fondi hanno dato risultato. A me fa piacere che oggi ci sia Mauro Fanin, Cereal Docs, no, mi dice sempre non si dice Cereal Docs, Cereal Docs. Lui è un utilizzatore, lui è uno di coloro che hanno saputo utilizzare bene i fondi comunitari in maniera assolutamente innovativa, dimostrando che i fondi comunitari non sono una marcord da vecchio regime come si può dire, da disperdere, ma sono investimento per fare innovazione, ricerca. Io immagino che poi parlerà dei suoi progetti. E a me fa piacere di aver scoperto che Fanin è uno dei testimoni a cui oggi, quindi parlerà anche, immagino, della sua esperienza. In generale vi dico che per il 21-27 noi ci siamo, oggi c'è il tavolo di partenariato, è bene che io ricordi anche che noi faremo anche la consultazione online e quindi questa è una base di partenza, si istituisce questo tavolo di partenariato istituito con provvedimento regionale, ma non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Vogliamo coinvolgere con la consultazione online anche tutti i cittadini, questo è l'obiettivo che ci siamo dati. E creiamo una sorta di democrazia digitale reale, non virtuale come la crea qualcun altro. E quindi questa democrazia digitale reale ci permette di dire ai cittadini: hai qualcosa da dire, hai qualcosa da suggerire, noi ci siamo. Quali sono gli obiettivi che ci siamo dati? Le imprese, avete la possibilità di vedere tutte le declinazioni per gli indirizzi che la Regione ha deciso. Poi c'è il tema della persona e quindi tutto quello che ne deriva dalla formazione sociale e quant'altro, l'integrazione, l'inclusione e così via, i territori e poi la sostenibilità. E sono 4 grandi aree che poi hanno fra l'altro delle declinazioni molto importanti e anche puntuali, quindi siamo davanti a un provvedimento, un documento per i prossimi... Tanto qualcuno mi dice che non bisogna dire sì Cuba, io lo dico invece perché è un'unità di volume, Cuba circa quasi 1,5 miliardi di euro, sono 1,4 miliardi, anche qui se a Roma si trattenessero meno risorse e le dessero ai territori noi saremmo molto più operativi, perché quota parte del flusso di risorse e noi fra l'altro voglio ricordare che l'Italia è un paese membro che ha un bilancio attivo, nel senso che riceve di meno di quello che dà l'Europa e quindi anche qui c'è un brutto concetto, sembra che l'Europa sia in costante gentile donazione, l'Europa non fa nulla di eccezionale, storna purtroppo meno risorse di quelle che dovrebbe stornarci e le risorse che utilizziamo per i fondi non sono europee, non è che a Bruxelles c'è qualcuno che ha un forziere le apre, sono italiane e sono meno di quelle che dovrebbero darci. Se sono italiane sono frutto di cosa? Del gettito fiscale delle nostre imprese, dei nostri cittadini, di tutti coloro che pagano le tasse. Quindi questa è una sorta di esproprio proletario, se ci pensate, fatto male, perché i conti non tornano, però se a Roma si decidesse di trattenere di meno della quota totale,
Oggi a livello regionale riusciremo tranquillamente a superare quel 1,4 miliardi, forse 1,5 miliardi, perché poi strada facendo qualche implementazione l'avremo e si riuscirebbe a fare molto di più. Il nostro impegno è quello di esserci, di coinvolgere tutti. Fate anche voi la vostra parte, parlo al tavolo del partenariato, cioè date indicazioni, diteci. Cerchiamo di fare in modo di non disperdere in 1000 rivoli, in progetti inutili, questi fondi comunitari. Poi nelle maglie, è come la pesca a strascico, no? Nelle maglie finisce sempre dentro qualcosa che non deve finirci dentro. Facciamo in modo che la pesca sia sempre più puntuale, millimetrica e chirurgica. E dall'altro i cittadini, ho chiuso, l'appello che faccio ai cittadini è quello di passare dalla fase del lamento a quella della partecipazione. Noi siamo in un paese nel quale a consuntivo siamo i numeri 1 ai premi Nobel della lamentela. Cerchiamo di magari partecipare nella fase pre, che è una fase più importante che quella di oggi. Oggi si sancisce che nessuno è in ritardo. Possiamo andare fuori con questa idea? Beh, da qui nessuno esce con un ritardo o col fiato sul collo. Ci sarà la fase di concertazione, quindi i cittadini, spesso alcuni mi scrivono delle mirabolanti idee, magari anche non hanno capito niente di cosa sta parlando, però se uno ha una buona idea non fa altro che segnalarla. Noi abbiamo esempi di bravi cittadini in autonomia, che non c'entrano nulla col mondo dei fondi comunitari, che sono però degli operatori economici, dicono guardi, io farei questo, e abbiamo accolto anche idee di cittadini che poi non hanno mai fatto neanche accesso poi ai fondi, ma che comunque dicono la loro. Quindi alibi non ce n'è più per nessuno. Noi da parte nostra vi mettiamo nelle condizioni di esserci e di cofinanziare da subito. Dall'altra parte del tavolo ci deve essere qualcuno che ci crede. Se qualcuno la vede come la dirigenza da assaltare, sappia che si fa male, perché c'è sempre lo sceriffo dentro pronto a difendere la dirigenza. Grazie e buon lavoro. Io vi devo salutare, ho anche una buona scusa oggi. No, vabbè, cioè, non posso essere dappertutto. E mi scuso con i relatori augurando buon lavoro. Abbiamo la partita del coronavirus, stiamo chiudendo un provvedimento per chiedere al Ministro di mettere in quarantena anche i bimbi in età scolastica dell'obbligo. Questo perché ad oggi, fra l'altro adesso c'è notizia di un malato grave in Italia, ad oggi non abbiamo nessuna certezza, cioè il circolare del Ministero di oggi, e non è una colpa, cioè, non vogliamo fare polemica, queste robe non ne facciamo e siamo a fianco al Ministro su tutta questa partita, però voglio dire che il circolare non prevede alcun tipo di provvedimento nei confronti dello studente in età dell'obbligo scolastico che proviene dalla Cina, cinese o italiano che sia, che può tranquillamente entrare nella scuola elementare e andare a lezione senza che nessuno si preoccupi. Male che vada, qualcuno gli misurerà la febbre, la mamma gli misurerà la febbre. Direi che questo non è un buon atteggiamento per prevenire una diffusione dell'infezione, se tale sarà. Sembra anche che questo virus sia meno endemico e meno, diciamo, cattivo, fra virgolette, di quegli altri virus che abbiamo avuto nel passato, tipo SARS, Ebola o altre partite del genere. Grazie e buon lavoro. Bene, anche io sono un po' emozionato perché oltre al Presidente ho l'assessore Canè, l'assessore Marcato e l'assessore Lanzarin, quindi sono contento che siate qui presenti, però insomma, tutta la Giunta. Allora, intanto saluto anche le persone collegate in streaming e vi spiego un po' come procederemo adesso, prima con un breve mio intervento e poi col dottor Di Stefano, che è direttore di Tecnostruttura, cercheremo di dare un inquadramento abbastanza veloce alla nuova politica di coesione, ovviamente sulla base delle informazioni disponibili, sulla base dei regolamenti disponibili, del quadro pluriennale finanziario disponibile. Poi ci sarà un intervento della dottoressa Pesce, dell'Ufficio di Statistica. Il Presidente ha citato il documento che vediamo inserito in cartellina, che è un primo documento, voglio sottolineare un primo documento, per avviare il confronto partenariale, che poi vi spiegheremo nella seconda parte del pomeriggio, e quindi la dottoressa Pesce ci darà
velocemente un inquadramento sostanzialmente dei dati a supporto della programmazione 2021-2027. Poi faremo un focus sostanzialmente sulla programmazione attuale, perché tra le cose che faremo ovviamente ci sarà quello di partire dalle cose buone che abbiamo realizzato in questa programmazione, ovviamente con un'ottica, come dice il titolo, verso il Veneto 2030, vuol dire che stiamo ragionando e chiederemo a voi di ragionare con una visione di lungo respiro, perché stiamo parlando della visione del Veneto da qui a 10 anni. Per la programmazione 2027 vi ricordo che si chiuderà il 31 gennaio 2030, quindi partiamo delle cose realizzate, ma ovviamente sappiamo che nel frattempo il mondo sta cambiando, quindi ci sarà un intervento dell'assessore Donazzan che poi diciamo aprirà e darà la parola alla dottoressa Brigo della cooperativa sociale Pantarei, quindi un'esperienza di una cooperativa sociale in asse inclusione. Poi l'assessore Caner, dopo una sua introduzione, darà la parola a 3 appunto esperienze di Rui Toninato, che è un'esperienza che riguarda il turismo, al presidente Fanin, già stato introdotto dal presidente Zaia, che ci parlerà di una delle insomma, forse azioni più significative anche sul PortFes, che riguarda le reti innovativi regionali di competenza dell'assessore Marcato Sviluppo Economico, e poi Donata Gaspari dell'Autorità Urbana di Vicenza, quindi tema sviluppo urbano sostenibile, che il Presidente prima ha detto è una anche delle priorità della prossima programmazione, che ci illustrerà l'esperienza fatta appunto a Vicenza. Poi una brevissima ripresa mia del dottor Cecchinato per l'avvio, e poi nella diciamo, parte finale una prima insomma, interventi se ci sono da parte vostra, e poi vi spiegheremo insomma come procedere. Bene. Allora, questa è la possibile tabella di marcia dell'iter. Diciamo che la chiusura dei negoziati potrebbe essere prevista a metà del 2020. A livello nazionale l'accordo di partenariato, che è sostanzialmente l'accordo che viene fatto tra Stato e quindi anche Regioni e Unione Europea, è prevista insomma in primavera. Poi c'è contemporaneamente la partita dei programmi operativi, quindi i programmi operativi oggi si avvia il tavolo di partenariato, i programmi operativi, visto che siamo a fine legislatura, non saranno approvati con questa legislatura perché sarebbe impossibile, ma diciamo l'obiettivo è quello di approvarli entro il 2020 per avere poi diciamo l'avvio dei programmi del 2021. Ricordo comunque che sia sul Fondo Sociale che sul FER ci sono comunque ancora risorse disponibili con l'economia eccetera per coprire il 2021, quindi non c'è un problema diciamo di carenza o di interruzione di attività, che è sempre una delle cose che preoccupa di più chiaramente chi fa poi chi ha la governance dei programmi. Questa è la politica di questa programmazione, quindi passiamo da 11 obiettivi tematici, qui li vedete distinti, i primi 7 riguardano il PortFes e gli altri 4 riguardano il POR FSE, quindi la ricerca e sviluppo, agenda digitale, competitività, tutta la parte diciamo dell'ambiente e del clima, la mobilità sostenibile, e poi la parte di crescita cosiddetta inclusiva, quindi occupazione sostenibile di qualità, inclusione sociale, istruzione e formazione, e poi il tema molto importante della capacità amministrativa. Quindi da 11 obiettivi tematici passiamo a 5 obiettivi di policy di questa programmazione. Questa parte dovrebbe essere ormai stabile, insomma non credo che sia in discussione. I titoli sono anche abbastanza accattivanti, quindi un'Europa più intelligente tramite innovazione, digitalizzazione, trasformazione economica e sostegno alle piccole imprese. La parte diciamo dell'ambiente, un'Europa più verde, priva di emissioni di carbonio, e qui c'è da ricordare anche, ma poi lo dirà il dottor Di Stefano, il nuovo fondo che sta facendo a livello comunitario. Un'Europa più connessa sia dal punto di vista della connessione di trasporto che dal punto di vista di connessione digitale. Un'Europa più sociale, e qui vedremo con un aumento di risorse abbastanza importante. Un'Europa più vicina ai cittadini. Sulla destra vedete ci sono delle percentuali, questa parte ancora non è definita, anzi è uno dei punti ancora aperti. Questi sono i cosiddetti vincoli, si chiamano di considerazione tematica, che poi
una volta definiti, avranno un impatto rilevante, perché vuol dire che poi nel fare le scelte a livello territoriale comunque si dovrà tenere conto di concentrare risorse su determinati obiettivi, come diceva prima il Presidente, anche evitando di disperderli in 1000 rivoli, ma comunque con un vincolo che deriva a monte dei regolamenti comunitari. Quindi in questo momento sul primo obiettivo di policy almeno il 45% di risorse del FES, sul secondo Europa più verde almeno il 30% di risorse del FES, l'obiettivo di policy 4 sono risorse del Fondo Sociale, l'obiettivo 5 almeno il 6% di risorse del FES sull'appunto sviluppo urbano sostenibile. Questo è uno dei cambiamenti, direi, più importanti di entrambi i fondi. Il Fondo Sociale diventa FSE Plus perché accorpa 3 fondi e 2 programmi. Accorpa in particolare il programma Garanzia Giovani, che questa programmazione era un programma a sé stante, fortunatamente adesso rientra nell'ambito del Fondo Sociale, e poi accorpa alcuni appunto fondi e programmi piccoli in termini di risorse, ma che poi impattano perché quindi il Fondo Sociale avrà una quota di risorse, diciamo, più relative all'inclusione sociale, che poi in Veneto, in questa programmazione, abbiamo inteso come inclusione sociale attiva. Questo lo voglio sottolineare perché il fatto di avere la Giunta regionale, il Presidente Zaia, di aver voluto un unico tavolo di partenariato, chiaramente è l'avvio, un segnale molto importante, che è quello di lavorare congiuntamente, cosa che stiamo già facendo, anche abbiamo fatto nel documento che avete. Questo perché? Perché le opportunità che ci dà questa programmazione, ancora di più di quella attuale, è quella di lavorare in maniera integrata tra 2 fondi. Quando siamo di fronte a un'azienda, davanti a un cittadino qualsiasi, non gli interessa niente da dove arrivano i fondi, se sono fondi nazionali, comunitari, regionali, gli interessa se facciamo un intervento e riusciamo a intercettare il bisogno e se lo facciamo in tempi che sono congrui. Quindi il fatto di riuscire a fare 2 programmi in maniera integrata e di poi riuscire a fare politiche integrate, ovviamente vanno in questa ottica. Questo è come il Fondo Sociale e il FES contribuiscono, quindi investimenti a favore di occupazione e crescita, cooperazione territoriale europea, perché stiamo parlando anche di cooperazione con il sostegno del FESR, e qui vedete i principali obiettivi, quindi ricerca e innovazione, sostegno alle piccole imprese, economia a bassa emissione di CO2, le reti abbiamo visto prima, migliorare, quindi qui attenzione anche sul FES, migliorare le istruzioni, le infrastrutture sociali e lo sviluppo urbano sostenibile. Sull'FSE Plus ovviamente investire nelle persone, pari opportunità più eque per tutti, finanziare lo sviluppo delle competenze, occupazione giovanile e sviluppo urbano. E questo è, senza andare poi troppo in dettaglio, ma giusto per dare un segnale che può essere utile anche per le vostre poi proposte, eccetera, come diceva prima il Presidente, e come un fondo può intervenire sugli obiettivi non diretti del proprio fondo. Quindi questo come l'FSE Plus può sostiene l'obiettivo di policy 4, vedete, quindi Europa più intelligente, declinato competenze, imprenditoriali, formazione di ricercatori, rete partenariati e sostegno PMI, come interviene sul tema un'Europa più verde, ad esempio perfezionamento professionale dei settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia, e come interviene sull'obiettivo di policy 5, un'Europa più vicina ai cittadini, ad esempio tramite misure di riduzione della povertà e di inclusione sociale, e viceversa come il FESR può sostenere l'obiettivo di policy 4, e qualcosa nel documento vedrete che abbiamo appunto cominciato a scrivere, quindi sviluppo dell'innovazione e infrastrutture sociali, sviluppo delle infrastrutture per l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente e misure integrate, alloggi sociali e servizi sociali, quindi tramite risorse del FESR. Queste cose su questa programmazione noi le abbiamo fatte, quindi credo che vada sottolineato. Velocemente 2 focus, il primo riguarda gli strumenti territoriali per uno sviluppo integrato, quindi sempre all'interno dell'obiettivo di policy 5, un'Europa più vicina ai cittadini. Lo sviluppo territoriale integrato è promosso dal FES, vedete, tramite le aree urbane, e abbiamo fatto delle
cose in questa programmazione, le aree interne anche in questa programmazione abbiamo lavorato, e poi attraverso iniziative di tipo partecipativo. E poi un altro punto molto importante che abbiamo fatto e che credo che faremo di più nella prossima programmazione, c'è il tema fondamentale degli strumenti finanziari. Senza andare nel dettaglio, sappiamo che a livello comunitario si sta lavorando sul fondo che vedete nel riquadro a destra, che si chiama Invest EU, e poi a livello di programmi operativi si potrà lavorare, vedete, sugli strumenti che qui sono solo in forma esemplificata, prestiti, garanzie, eccetera. Questa è la tabella di marcia, diciamo la prima parte c'è già stata, regolamenti maggio 2018, a livello nazionale il Dipartimento per la Coesione ha fatto dei tavoli di partenariato con quindi stakeholder a livello nazionale in cui le regioni hanno partecipato con 25 incontri, in cui abbiamo partecipato anche come regione con tutte le strutture regionali, che approfitto per ringraziare sia per questo lavoro ma anche per il documento che avete in cartellina. Poi appunto, come diceva il Presidente, dicembre 2019 la delibera che ha istituito il tavolo, e poi ovviamente quello che faremo, approvazione in giunta, approvazione in consiglio. Abbiamo fatto buio per... non si vede o per errore? Ok. E poi questo è l'avvio appunto del tavolo di partenariato che poi riprenderemo, quindi autorità cittadine, altre autorità pubbliche, partner economici e sociali e tutti insomma gli enti eccetera che rappresentano la società civile, l'ambito dell'inclusione eccetera. Bene, grazie, e adesso cedo la parola al dottor Di Stefano. Grazie, allora innanzitutto grazie per avermi invitato, perché insomma è sempre bello venire in questa splendida regione, ancorché ci sia un po' di nebbia, ma insomma è sempre un bellissimo spettacolo. Io cercherò di darvi lo stato dell'arte di quello che è attualmente il livello di negoziato sia a livello europeo che a livello nazionale relativamente alla programmazione 21-27. Trattandosi evidentemente però di uno stato dell'arte in continua evoluzione. Ci sono state, come già ha detto il dottor Romano, una serie di riunioni, ma anche di proposte a vari livelli che chiaramente cercano di portare avanti la conclusione, di modo che poi effettivamente nel 2021 si possa arrivare concretamente ad avere la programmazione in attivo. Ora, ovviamente il punto di partenza, io cercherò di dare dei numeri nel senso buono, anche perché a quest'ora dare numeri è abbastanza facile, nel senso che cerchiamo intanto di capire quale potrebbe essere un'entità finanziaria il più possibile coerente con quello che è il quadro attuale. Non chiedetemi quanti soldi arriveranno al Veneto, perché quello non lo so, si saprà ovviamente dopo che si saranno sviscerate tutte le tematiche anche all'interno dei quadri nazionali, però un punto di partenza ce l'abbiamo, che è la proposta della Commissione europea ormai di un anno e mezzo fa, del maggio 2018, nella quale ha presentato il nuovo quadro, appunto il famoso QFP, il quadro finanziario pluriennale 2021-27, nel quale stanziava circa 1134 miliardi, dico 1134 e non 1279 come indicato lì, perché c'è sempre la diatriba prezzi costanti, prezzi indicizzati. Io preferisco proprio statisticamente, per essere coerente, utilizzare le somme nel momento in cui ci vengono presentate, cioè nel 2018 erano 1134, che poi nel 2027 saranno 1200, va bene, ma intanto la proposta partiva da 1134.
1134 che sono rimasti così, nel senso la Commissione europea ha avuto, come sapete, è rimasta un po' bloccata un po' per le elezioni del Parlamento europeo, ma anche perché effettivamente le varie presidenze di turno del Consiglio non hanno fatto grossi passi avanti, finché appunto a 1 anno e mezzo di distanza la presidenza finlandese ha presentato effettivamente un nuovo documento che tentava di mettere e di mediare le diverse posizioni che ci sono tutte le volte che si parla di negoziato. Ci sono i paesi rigoristi, i paesi blocco di Visegrad, ci sono i paesi che non vogliono la coesione così. Allora, intanto prendiamo le cose buone. La coesione c'era e ci sarà, cosa non neanche tanto scontata, e ci sarà per tutte le regioni, e anche questo non tanto scontato, perché ogni tanto viene fuori qualcuno che dice, regioni come il Veneto, per esempio, che statisticamente sono tra le più progredite d'Europa, perché dobbiamo continuare a finanziarle con contributi che dovrebbero servire alla coesione, quindi così, per qualcuno solo per le aree meno sviluppate. In realtà, per fortuna, non è così, e quindi questo lo diamo intanto per buono. Però intanto cosa è successo? Appunto, tornando ai numeri, la presidenza finlandese ha provato a mediare riducendo già ancora di più il bilancio che, tanto per dirla tutta, il Parlamento europeo aveva già bocciato, dicendo che era troppo poco. In particolare era troppo poco per le politiche di coesione. Quindi c'era un decremento di circa un 4%, qui trovate un pochino più in dettaglio le diverse voci. A noi interessa la sottorubrica coesione economica, sociale e territoriale, quelli che erano 330 miliardi, scusate, e diventano 323, che sarebbero diminuite di 7 miliardi e mezzo. Ricordatevi questo 7,5, così. Non era una proposta, come vi dicevo, tanto appetibile per il Consiglio, tant'è che appunto il Consiglio europeo l'ha bocciato. Qui trovate adesso anche delle differenze rispetto alle microvoci, per esempio il Fondo Sociale Europeo diminuiva di un 2%, ma adesso non vorrei dare troppi numeri perché, ripeto, il Consiglio non ha raggiunto un accordo, il Parlamento ha detto che era totalmente distante da quella che era appunto la propria proposta di addirittura aumentare il budget, in particolare per le politiche di coesione. L'Italia anche è stata abbondantemente critica, anche il comitato del CRPM, che sarebbe il comitato delle regioni europee, insomma, ha espresso la propria contrarietà. Quindi adesso da gennaio è iniziata la presidenza croata, che sta cercando di rimettere insieme i pezzi per fare in modo che insomma, si possa arrivare a un quadro più coerente. Già il dottor Romano ha dato contezza di quello che sono i pilastri e le proposte della nuova regolamentazione, per cui non vi sto a tediare più di tanto, se non ricordando un elemento che può essere utile, cioè il fatto che la Commissione europea in questa proposta regolamentare cerca di mettere il più possibile insieme le cose. In passato, per esempio, la cooperazione territoriale europea era molto scissa, si sta cercando di fare in modo che le cose possano viaggiare in maniera più omogenea. Quali sono però le criticità che ancora abbiamo ben presenti anche solo dal punto di vista tecnico? La prima, per chi è addetto ai lavori, la conosce molto bene, cioè il fatto, la famosa regola N+2, cioè che dopo 2 anni dall'impegno bisogna rendicontare le spese. Attualmente è N+3, quindi questo è un punto ancora aperto. Il finanziamento, cioè i soldini che la Commissione europea dà agli Stati per iniziare ovviamente le proprie attività, sono in misura ridotta, e anche questo è un punto da negoziare, così come viceversa aumenta il tasso di cofinanziamento dei paesi, fatto 100 l'euro comunitario, bisogna che lo Stato cofinanzi di più. Questo mi introduce l'ultimo punto, che è quello della nettizzazione. Cioè, come diceva prima il Presidente, l'Italia si trova in una posizione abbastanza particolare. Cioè, di fatto è un paese che è contributore netto, cioè riceve dal bilancio comunitario meno di quello che versa.
E quindi già questo rappresenta, se vogliamo, una condizione non favorevole. Altra posizione non favorevole l'ho appena detta prima, cioè il fatto che, stante così la regolamentazione, l'Italia dovrebbe per ogni euro che riceve dalla Commissione europea metterci di più, cofinanziare di più. Attualmente è 50-50, sarebbe per esempio 40-60. Ma c'è un terzo elemento, che è questo della nettizzazione. Cioè il cofinanziamento che l'Italia ci mette, e quando dico Italia non intendo solo la parte nazionale, ma anche quella regionale, va a finire nel computo diciamo, dei parametri di Maastricht, adesso per essere il più possibili sintetici, cioè va a finire nel numero che contribuisce all'indebitamento, che è una cosa paradossale, cioè mi obblighi a fare delle cose e io poi le vado a scontare, cioè, ci rimette 3 volte, ecco, per essere sintetici. Quindi questo è un punto che, diciamo, anche noi come regioni italiane stiamo cercando di combattere da tempo e vedremo come andrà a finire nel prosieguo. Anche qui ci sono un elenco diciamo, di novità, criticità. Una cosa, senza adesso andare troppo nel dettaglio, perché alcune cose sono già state dette, c'è il discorso per esempio delle condizioni abilitanti, cioè una serie di condizioni che lo Stato membro deve soddisfare affinché possa certificare e ricevere poi a sua volta le risorse da Bruxelles. Ora, come saranno calcolate, a che livello, appunto, queste condizioni abilitanti, che poi sono varie e riguardano cose anche abbastanza generiche, ma anche questa materia di discussione, sia a livello nazionale che comunitario. Ora, sul negoziato dei regolamenti, la presidenza finlandese ha ragionato per blocchi tematici, quindi diciamo per capitoli, diciamola così, dei regolamenti, ha raggiunto l'accordo su alcuni, su altri no. Si sta cercando comunque di chiudere il più possibile la parte diciamo, regolatoria, di modo tale che si possa poi iniziare a lavorare prima possibile. C'è però un bel però, che è l'ultima frase del Parlamento europeo. Cioè il Parlamento europeo, a mio avviso in maniera anche abbastanza ragionevole, ha congelato i negoziati. Cioè sostanzialmente, fin tanto che non si raggiungerà un accordo sulle risorse finanziarie, banalmente è utile, ma fino a un certo punto, arrivare a definire il quadro regolamentare a livello troppo dettagliato. Quindi ha congelato fino alla fine di febbraio tutti i negoziati politici e appunto sui regolamenti. Una cosa che però è avvenuta anche di recente, con l'insediamento della nuova Commissione europea, come diceva il dottor Romano, è questa proposta di un fondo di transizione equa, il cosiddetto JTF, che guarda caso vale 7 miliardi e mezzo, come quelli che tagliavano di là, ma questo sono io che penso male, non vi voglio influenzare. È un fondo nuovo che appunto serve insomma nella proposta della Commissione proprio per finanziare questa transizione verso un'Europa diciamo più coerente alle politiche di sviluppo ambientale a emissione zero, quindi a tutta una serie di attività puntuali che potrebbero essere ricondotte sia al FESR, per intenderci, sia al Fondo Sociale, quindi ci può essere l'inclusione attiva da un lato, o la riduzione delle emissioni del gas serra, quindi è un fondo diciamo molto variegato dal punto di vista dell'applicazione. C'è un altro aspetto che anche questo, come mi ricollego sempre a quello che diceva il Presidente, cioè l'Europa non regala niente, e questo è un esempio proprio concreto. Fatti i due conti, all'Italia di questo fondo dei 7,5 dovrebbero arrivare 364 milioni di euro. Ma per avere questi 364 milioni di euro, l'Italia dovrebbe dare almeno una volta e mezza di questi 364, prendendoli dalla dotazione che riceverà di Fondo Sociale o FESR, e in più cofinanziarla, fino ad arrivare a 1.301. Quindi per avere 364 ci deve mettere 900, questo per intenderci. Quindi non si regala niente, ecco.
Un altro aspetto, ecco, però questo effettivamente adesso non voglio essere troppo critico, come ho già accennato prima, dal punto di vista regolamentare, l'esempio già che ha fornito prima il direttore Romano circa proprio il Fondo Sociale Plus cosiddetto, cioè di uniformare, di mettere insieme tutta una serie di strumenti che prima erano scollegati, trova risposta anche in altri strumenti che sono quelli, diciamo, che ancora oggi sono chiamati direttamente, sono quelli direttamente gestiti dalla Commissione Europea. L'esempio più tipico è Erasmus, che anche questo diventa Erasmus Plus, sembra una medicina, ma insomma, effettivamente anche questo, per fortuna, avrà una regolamentazione che si coniuga in maniera più efficace e potenzialmente utile con la programmazione del Fondo Sociale Europeo. Si potrà, per esempio, fare overbooking dall'una e dall'altra parte, utilizzando le risorse dell'uno o dell'altro. Quindi questo è sicuramente un esempio positivo di sinergia tra fondi che potrebbe essere implementato da chi ovviamente riterrà opportuno farlo. Sul negoziato interno qui in realtà ha già detto moltissimo già il dottor Romano, quindi sull'accordo di partenariato sapete questo strumento che già c'è ma sarà un pochino più semplificato rispetto a quello dell'attuale programmazione. Ci sono stati appunto questi tavoli di confronto partenariale, uno per ciascun obiettivo di policy, per un totale di 25 incontri più focus per il mezzogiorno, ma anche questo ve lo risparmio. Diciamo che realisticamente per fine febbraio, inizio marzo dovrebbero iniziare a circolare i primi capitoli di questo accordo di partenariato, ovviamente predisposti dalle autorità centrali. Sul negoziato interno, anche qui vado a conclusione, come già accennato dal Presidente, ci sono però delle questioni molto politiche e diciamo però dirimenti. Ad oggi cosa sappiamo di certo? Che l'Italia riceverà tendenzialmente un gruzzolo di risorse comunitarie che sicuramente saranno comparabili a quelle attuali, anche se rispetto al precedente ciclo di programmazione l'Italia ha peggiorato i suoi indicatori socio-economici, quindi potenzialmente potrebbe avere più risorse. Non le avrà perché c'è un sistema cosiddetto di capping che adesso non vi voglio tediare, per cui comunque realisticamente potremmo avere le stesse risorse. Però bisogna vedere come queste risorse saranno ripartite tra a parte territori, ma soprattutto tra il livello nazionale e il livello regionale, cioè il famoso discorso POR-PON. Ora, su questo le regioni, sia dal punto di vista delle commissioni politiche, ma anche tecnicamente, si sono già espresse molto fortemente, cioè i PON dovrebbero essere giustificati, cioè devono avere una valenza nazionale. Cioè se si vanno a sovrapporre con le attività che già normalmente vengono fatte in maniera forse anche più capillare, più efficiente ed efficace da parte delle regioni, forse non hanno così senso di esistere o di esistere con quelle modalità. Quindi questo è un elemento ovviamente politico che dovrà essere sciolto con tutti i tavoli che si intenderà portare avanti e che già il coordinamento, diciamo, delle regioni, ma soprattutto la conferenza dei presidenti, ha portato avanti già da parecchi mesi. Sul negoziato, già le ha citate il dottor Romano, una cosa interessante però è questa, che a fine febbraio, il 20 febbraio, è previsto un summit straordinario tra capi di Stato e di Governo, cioè del Consiglio, in cui dovrebbe esserci effettivamente una nuova proposta di QFP, cioè per intenderci quello bocciato della presidenza finlandese. Sarà aggiornato, vedremo come, con quali cifre e se ovviamente si raggiungerà un accordo che poi ovviamente dovrà essere a sua volta ratificato dalla Commissione e anzi prima ancora dal Parlamento. Io vi ringrazio.
Bene, grazie dottor Di Stefano, anche se gli avevo raccomandato di parlare in inglese, invece ha parlato in italiano però. Volevo parlare in croato in realtà. No, grazie, mi sembra un intervento molto chiaro. Vi segnalo che le slide poi saranno caricate sul sito che alla fine presenteremo. Adesso chiederei all'assessore Donazzan e alla dottoressa Brego di accomodarsi qui. Giuseppe, se ti accomodi, così passiamo la prima delle due sessioni. Adesso la prima che riguarda il Fondo Sociale Europeo. Ah, scusate, ho fatto una gaffa, che c'è la dottoressa Pesce, però state qui, avanti. Infatti mi pareva che... Ho detto che ero emozionato all'inizio, quindi. La dottoressa Pesce che appunto ci illustra un po' la situazione. Mettiti. Il mio intervento propone un quadro conoscitivo del territorio veneto sui principali fenomeni socio-economici e qualche riferimento agli obiettivi specifici di policy. Scusate. Appunto darò qualche specifica sugli argomenti degli obiettivi riportati nel regolamento 2021-2027 recanti le disposizioni comuni. Ecco, due dati di contesto socio-economico. Nell'ultimo anno la popolazione in Veneto cresce, ma cresce grazie alle migrazioni, non di certo grazie alle nascite. Il declino delle nascite è un fenomeno che interessa il Veneto ormai da una decina d'anni. E questo accanto all'aumento della speranza di vita, che in Veneto è 83,6 anni, una delle più alte in Italia e del mondo, appunto questi due fenomeni contribuiscono all'invecchiamento della popolazione. Attualmente gli over 64 sono quasi il 23% della popolazione, ma arriveranno, secondo le previsioni Istat, nel 2030 al 28%. Dal punto di vista economico, il Veneto è la terza regione italiana per produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio. La dinamica dell'economia veneta è più accelerata in genere rispetto a quella nazionale. È vero che non sono stati ancora raggiunti i livelli pre-crisi, in particolare il 2007 è stato un anno di picco per l'economia veneta, però sono stati superati i valori dei fondamentali economici degli anni 2013-2014, che sono stati anni particolarmente difficili per il ciclo economico nazionale. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, rispetto al 2014, che è l'anno di inizio del precedente ciclo di programmazione, gli occupati crescono del 3,6% e i disoccupati calano addirittura dell'11,8%. Considerata la connessione della nuova programmazione rispetto a quella che è stata la strategia Europa 2020, che prevedeva un'Europa, una crescita dell'Europa intelligente, sostenibile e solidale, abbiamo pensato di mettere la situazione del Veneto rispetto ai principali obiettivi a confronto con i target che erano stati posti a livello nazionale. Sono stati pienamente raggiunti i target che riguardano il mercato del lavoro e dell'istruzione. Sul fronte del consumo di energia rinnovabile ugualmente è stato raggiunto il target. Devono ancora essere fatti dei passi in avanti sul fronte della ricerca e sviluppo, in quanto il rapporto tra spese in ricerca e sviluppo su PIL per il Veneto è all'1,3% e non ha ancora raggiunto l'1,5% prospettato a livello nazionale. E per quanto riguarda invece la riduzione del gas serra e della povertà, non esiste un valore puntuale confrontabile con il livello nazionale, però si sono osservati notevoli miglioramenti. Ecco, un punto importante nella politica europea e che ritorna nella nuova programmazione è la promozione di uno sviluppo sostenibile
e l'adozione, il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Agenda 2030 adottata dall'ONU nel 2015. A questa stessa platea, il 28 ottobre scorso, è stato presentato il posizionamento del Veneto rispetto ai 17 obiettivi e anche i passi che sta facendo la Regione per la predisposizione della strategia di sviluppo sostenibile. Quindi non mi dilungherò molto, semplicemente il Veneto rispetto ai 17 obiettivi ha generalmente una performance migliore rispetto a quella nazionale. Sono stati fatti progressi significativi, soprattutto nel campo della riduzione della povertà, della formazione, della trasformazione dell'industria in chiave sostenibile. Ancora la strada è lunga e passi in avanti in particolare devono essere fatti in ambito ambientale. Ecco, entrando poi nello specifico di quelli che sono gli obiettivi citati dal regolamento 2021-2027, osserviamo che l'obiettivo di rendere l'Europa più intelligente, che noi abbiamo mutuato in un Veneto intelligente, riguarda specificatamente il mondo imprenditoriale. Attualmente in Veneto ci sono 433.000 imprese attive. La maggior parte di esse sono piccole e medie imprese, il 99,8%, che impiegano il 77,8% degli addetti. Ecco, se le imprese in generale, il numero di imprese è abbastanza fermo su questa cifra, crescono molto le imprese di settori high-tech. Il numero di imprese high-tech è cresciuto negli ultimi 5 anni del 9,8%. E naturalmente l'alta tecnologia ha bisogno anche di una professionalità adeguata. Un addetto su 7 è un lavoratore della conoscenza, cioè una persona che possiede un livello di istruzione terziaria nelle materie in professioni scientifico-tecnologiche. Una quota ancora limitata, però che sta crescendo nel tempo. Le leve su cui punta l'Europa per lo sviluppo sono soprattutto la ricerca e l'innovazione. Abbiamo visto che l'obiettivo di Europa 2020 in questo senso non è ancora stato raggiunto, ma sono stati fatti passi notevoli in avanti sul fronte della spesa in ricerca e sviluppo, soprattutto da parte delle imprese che investono i 2/3 della spesa in ricerca e sviluppo della regione. Ecco, chi è che investe in ricerca? Ovviamente le piccole e medie imprese, perché costituiscono la prevalenza del tessuto imprenditoriale, però chi contribuisce di più in termini di spesa sono le grandi imprese, che contribuiscono per il 60% della spesa. Le grandi imprese sono le imprese con oltre 250 addetti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro. Le imprese venete, proprio per la loro configurazione strutturale, forse non fanno tanta ricerca, però adottano sicuramente delle innovazioni sia di prodotto che di processo. Infatti il 52,5% innovano e la spesa per innovazione per addetto è di circa 7.400 euro. Ecco, un'Europa e un Veneto più verde passa sicuramente attraverso il contenimento dei consumi dell'inquinamento e nel miglioramento qualitativo delle fonti energetiche. Per quanto riguarda il contenimento dei consumi, bisogna dire che il Veneto è rimasto dentro le traiettorie di quelli che sono i piani regionali per l'energia e ha rispettato le previsioni del famoso burden sharing del decreto ministeriale. Per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti rinnovabili, Veneto ha pienamente raggiunto il target di Europa 2020 grazie alle biomasse, ma soprattutto grazie al boom del fotovoltaico, che se nel 2008 contava poco più di 3.000 impianti, ad oggi ne conta più di 114.000.
Sul fronte ambientale invece vediamo che lì si gioca una grande sfida per il territorio, in quanto il Veneto non è certo agevolato dalla situazione geografica nella pianura padana che non consente la reazione, quindi vi è un ristagno di quello che sono le sostanze inquinanti. I dati a nostra disposizione danno una riduzione sia del gas serra che del PM10, anche se sappiamo tutti che è una criticità. E in particolare del PM10 sono i riscaldamenti domestici i maggiori responsabili, che incidono per il 69% sulle emissioni totali. Ecco, abbiamo visto anche prima che si parla di territorio più connesso. Ora, la disponibilità di una rete internet veloce facilita ed è indispensabile, direi, per lo sviluppo e la competitività del territorio, tanto quanto le infrastrutture fisiche, le strade e le autostrade. Il Veneto, come del resto tutta l'Italia, diciamo che rimane un territorio a basse prestazioni strutturali, sia per i ritardi infrastrutturali che per la scarsa competenza digitale di cittadini e imprese. Vediamo dalla slide che le unità immobiliari coperte dalla banda ultralarga in Veneto sono il 48,6% rispetto a una media dell'80% dell'Unione Europea. Anche appunto per quanto riguarda le competenze, diciamo che prevalentemente i veneti non hanno competenze elevate, anche se bisogna dire che la quota di utilizzatori esperti è pari al 24%, quindi più elevata rispetto alla media nazionale. La rete rappresenta anche un'opportunità per le imprese che però ancora scarseggiano a voler sfruttare questa opportunità. Infatti le imprese con oltre 10 addetti che vendono online sono l'11,5%. Ecco, passiamo ora a alcuni elementi chiave per il miglioramento del benessere collettivo per favorire il raggiungimento di un Veneto più sociale. E quali sono? Sono principalmente mercato del lavoro e pari opportunità, istruzione e l'inclusione sociale. Il tasso di disoccupazione in Veneto attualmente è il 6,4% e le categorie più deboli sono i giovani e le donne. Il tasso di disoccupazione femminile è al 7,8%, quindi è di oltre 2 punti più alto rispetto al tasso di disoccupazione maschile del 5,4%. Il tasso di disoccupazione giovanile, pur essendo uno dei tassi più bassi tra le regioni italiane, si assesta negli ultimi 2 anni al 21%. Connesso alle possibilità occupazionali c'è sicuramente l'istruzione. Più alto è il livello di istruzione e minore è la possibilità di trovarsi disoccupati e maggiore sono le possibilità di intraprendere un percorso di carriera più elevato. Infatti se facciamo un confronto il tasso di disoccupazione dei laureati è il 4,1%, direi a livelli quasi fisiologici, è meno della metà del tasso di disoccupazione di chi ha un titolo pari alla licenza media. I nostri studenti naturalmente possono essere invogliati dal guadagno facile e uscire dal mercato, dal mondo della scuola. E quando avviene questo? Avviene quando c'è maggiore offerta. Infatti se noi osserviamo la curva del tasso di abbandono è inversamente proporzionale rispetto a quella del ciclo economico. Nel 2014 scarseggiava il lavoro e gli studenti preferivano rimanere nei banchi di scuola. È anche vero che comunque un tasso di abbandono pari all'11% è basso nel panorama nazionale e è sicuramente molto più target nazionale del 16%. Infine, ma di certo non ultimo per importanza, vi è l'aspetto dell'inclusione sociale.
Uno degli indicatori più utilizzati a livello europeo per misurare tale fenomeno è la percentuale di persone in povertà o esclusione sociale. È un indicatore che tiene conto dei diversi aspetti del disagio e infatti si tiene conto, oltre che della povertà di reddito, anche della deprivazione materiale, cioè dover rinunciare ad alcuni beni e servizi che consideriamo di uso comune, come non so, per esempio riscaldare adeguatamente la casa o consumare regolarmente un pasto con carne e proteine, e tiene conto anche delle potenzialità di lavoro, ossia una persona che comunque lavora ma molto al di sotto delle proprie potenzialità. Ecco, in questa situazione si trova il 14,7% dei veneti. E una categoria a rischio è quella dei minori, degli under 18, che sono il 17,5%. Bassa se consideriamo la media italiana del 32,1% e anche in riduzione negli ultimi anni, comunque una realtà da tenere sotto controllo. Ecco, io mi fermerei qui perché poi gli approfondimenti li trovate nel documento che vi è stato consegnato. Allora, sì, a me la prima parte, diciamo, di commento di quella che è stata anche le considerazioni, la fotografia del Veneto che ci è stata restituita dalla dottoressa Pesce, che voi troverete peraltro in questo documento che è fatto molto bene. Ne consiglio la lettura, come mi suggeriva il dottor Romano, pensando che non avessi letto, potete anche leggere solo le note a margini e vi fate già un'idea, no? È stato fatto un lavoro di sintesi. È importante questo lavoro di sintesi perché ci restituisce un Veneto puntuale e oggettivo nella sua fotografia e apprezzate, spero apprezziate lo sforzo di avere voluto questa volta un unico tavolo di partenariato. È un lavoro enorme, io ringrazio tutte le strutture regionali. Dottor Romano, il Presidente, ha affidato un po' il coordinamento di tutta la parte di programmazione direttamente un'interfaccia con il collega Caner che si occupa di autorità. Ma come vedete oggi sono già stati citati, ci sono io perché mi sono finora occupato sempre del fondo sociale, ma il collega Marcato, la collega Lanzarin, perché già in quest'ultima fase di programmazione del fondo sociale per quanto mi riguarda, abbiamo cercato di andare a colpire gli obiettivi cercando di affrontare in maniera trasversale competenze diverse degli assessorati, ma che alla fine, come diceva prima il dottor Romano, nei confronti dell'utenza, sia l'impresa, sia il cittadino, l'ente accreditato, la pluralità di soggetti percepiscono e devono percepire come regione. Allora, che cosa ci dice il quadro, diciamo, della fotografia statistica? Che noi abbiamo tra le questioni da affrontare particolarmente, e se guardo la programmazione fatta finora la voglio sottolineare così, alcune eccellenze ed alcune criticità. Allora, prima le criticità le dobbiamo affrontare in termini di nuove problematiche. La prima, la denatalità. La denatalità significa anche che dobbiamo riorganizzare, riprogrammare, ridefinire il percorso con l'istruzione, la formazione e il lavoro, perché non possiamo permetterci fallimenti, perché il tema della dispersione scolastica oggi appare ancora più interessante da affrontare, perché il rapporto tra scuola e lavoro diventa non una specie di esercizio di letteratura, ma diventa il focus su cui porre la nostra attenzione. La denatalità significa anche riuscire ad affrontare il tema della piena occupazione, perché se è vero, come è vero che abbiamo il più basso tasso di disoccupazione e il più alto tasso di occupazione, abbiamo ancora 150.000 persone circa che cercano lavoro, abbiamo donne, come si diceva, che sono più istruite ma meno pagate, che lavorano spesso part-time e in un part-time non volontario. E questo ha a che fare con la conciliazione dei tempi, col modello organizzativo dell'impresa, ha a che fare con i servizi che sono strutturati sul territorio. Abbiamo la questione delle povertà. Prima commentavo con la dottoressa Brivo, a cui poi lascerò la parola per una esperienza diretta che vi restituirà
proprio sull'approccio di un'economia sociale e sostenibile, quasi un'anticipazione di quello su cui dovremmo andare a ragionare. Ma il tema della povertà, dicevo, a me ha stupito quando ho letto l'analisi e ho visto che 721.000 persone in Veneto, cioè su una popolazione di meno di 5 milioni di abitanti, che noi riteniamo in piena occupazione, ricca tutto sommato, serena tutto sommato, 721.000 persone ci dicono che non fanno un pasto alla settimana considerato così con carne, pesce o con proteine, o che abbandonano gli studi per questa ragione. E lo sguardo deve andare anche alla verticalizzazione dell'istruzione, perché se è vero come è vero che chi ha maggiore competenze, conoscenze e titolo è meno fragile sul mercato del lavoro, anche la questione di quanti laureati, come andiamo ad accompagnare verso i percorsi di formazione terziaria, università, ma anche ITS, deve avere a che fare con lo sguardo che noi lanciamo sul Veneto del futuro. Allora, vi ho detto delle fragilità, vi dico quelle che sono a mio parere delle invece opportunità e delle eccellenze, alla luce dei risultati che hanno riguardato il Fondo Sociale Europeo di sicuro. Venerdì abbiamo avuto la Commissione Europea che ci ha vigilato e in una conclusione, molti di voi erano presenti, hanno apprezzato alcune cose, non solo il pieno utilizzo delle risorse, l'ha già detto il Presidente Zaia, non devo sottolinearlo ulteriormente, ma la capacità di innovazione delle politiche pubbliche, la capacità di coinvolgimento, quindi in termini qualitativi e non quantitativi solamente, e anche l'efficacia degli strumenti, perché si riconosce che anche nel tema della ricerca attiva del lavoro noi abbiamo colpito le persone, cioè larga parte del sindacato che sa esattamente di che cosa sto parlando, facendo un salto di qualità tra disoccupati e inoccupati. Cioè noi abbiamo lavorato proprio sulle persone che non avevano lavoro, ma che avevano smesso di cercarlo e che hanno ripreso a cercarlo. Perché? E vado veloce sugli elementi, secondo me, che dobbiamo portarci nella nuova programmazione. La prima, possiamo a titolo parlare di modello Veneto. È un modello organizzativo per reti. Sono reti territoriali, abbiamo degli esempi di formazione che abbiamo fatto con la formazione con l'ICT, con il piano disabili, appunto una delle esperienze che abbiamo voluto d'intesa con la collega Lanzarin. Un tempo si facevano programmazioni diverse, noi oggi cominciamo insomma da qualche anno oramai a lavorare per obiettivi comuni. La riorganizzazione dei servizi per il lavoro, cioè i centri per l'impiego che arrivano dalle province alla regione sono stati riorganizzati con un'ottica da rete territoriale. Il secondo, il modello Veneto parla di standard qualitativi che devono tenere insieme da Rovigo a Belluno, perché se noi pretendiamo, e lo pretendiamo, che anche l'Italia abbia degli stessi standard su cui misurare la nostra efficienza, prima a doverle pretendere dobbiamo essere noi all'interno del nostro di ambito. Ma gli standard ci aiutano anche nel monitorare i risultati, perché altrimenti tutto diventa relativo e tutto diventa giustificabile. E invece il monitoraggio che abbiamo voluto ha fatto sì che, anche quando si è parlato di scuola e di livello di eccellenza della scuola, che è un sistema statale organizzato, e la Regione ha voluto organizzare un modello Veneto di forte interazione tra pubblico e privato, di filiere formative, di poli tecnico e professionali. Ve li sto dando per titoli per dirvi la coerenza della visione che abbiamo avuto. Poi abbiamo scoperto che le eccellenze si traducevano in migliore conoscenza della matematica, migliore conoscenza dell'italiano, che i nostri stranieri sono spesso, quelli di seconda generazione, hanno spesso raggiungimento degli obiettivi migliori a quelli di regioni italiane dove gli stranieri non ci sono, che abbiamo un livello di entrata nel mondo del lavoro tra scuola e lavoro prodotta con molta alternanza scuola-lavoro, molti stage, che abbiamo una formazione professionale che riesce ad intercettare i bisogni del lavoro stesso. Il modello che parla di standard prevede anche che sia un monitoraggio continuo che ci rende forti delle scelte che dobbiamo fare successivamente. È un modello pubblico-privato. Vale per la scuola, vale per i servizi per il lavoro, vale anche nel rapporto con le imprese. Voi sapete che buona parte di accordi che abbiamo fatto nell'ultimo periodo hanno previsto la compartecipazione. Lo dico perché Giuseppe Di Stefano prima ci ha detto come l'Europa vorrebbe parlare di compartecipazione, cioè prendendoci un po' per il collo.
Noi questo non l'abbiamo fatto, abbiamo detto dove è possibile, dove ci sono risorse, possiamo provare a ragionare di mettere insieme risorse pubbliche e risorse private? Un esempio per tutti, gli accordi che abbiamo fatto sull'edilizia con la bilateralità o quelli con il settore dell'occhialeria. 750 milioni Regione Veneto da fondi comunitari, 1.000 fondi comunitari e 750.000 delle imprese. È un modello di organizzazione dell'amministrazione pubblica. Voi sapete che è stato uno sforzo quello di organizzare, questo va dato merito al dottor Romano che ha voluto sfidare l'amministrazione pubblica in questo, cioè noi stessi e tutte le strutture a lui collegate, perché da noi il click day non c'è, noi facciamo per ogni avviso, per ogni bando 30-40 giorni di istruttoria e si dà la risposta. Perché cerchiamo di programmare l'uscita dei bandi, perché quando abbiamo parlato di formazione continua, cioè di risposte da dare alle imprese, io non posso pensare, e l'avevamo ereditata così, che facevi un bando ogni 6 mesi, ma devi fare sportelli che possano essere rispondenti alle esigenze delle imprese stesse. Secondo punto qualificante, dopo il modello di tipo organizzativo, territoriale, pubblico-privato, c'è quello delle filiere. E su questo con il collega Marcato dobbiamo ragionare sempre meglio, perché le filiere sono quelle produttive. Il sistema veneto, che aveva una sua configurazione a distretti, oggi parla di filiere corte. Penso che poi Fanin ve lo confermerà, ma è quello che le imprese quando si confrontano con noi ci chiedono. Filiera corta vuol dire riconoscimento tra cliente e fornitore. Il fatto che su un territorio georeferenziato tu trovi tutto. È anche la ragione per cui il Veneto è molto competitivo ed è molto attrattivo, cioè ci sono molti che vogliono venire a investire qui, ma per fare questo dobbiamo spingere ancora di più sul tema delle filiere. Ultimi 2 punti sono quella che abbiamo sempre provato ad avere come focus, se dovessi dire con una parola come abbiamo organizzato la formazione del Fondo Sociale in questi ultimi 6 anni, 7, è stata sempre diretta al lavoro. Se noi parlavamo di scuole, parlavamo verso il lavoro. Formazione professionale, istruzione tecnica professionale, ITS. Se parlavamo di disoccupati, parlavamo verso il lavoro. Gli strumenti come l'assegno per il lavoro, le work experience, sono i tirocini obbligatori, l'apprendistato. Quando parlavamo di università, e ringrazio anche il professor Ferlenga, è sempre disponibile a ospitarci, perché il rapporto è veramente molto effettivo. Ma quando abbiamo parlato di rivedere gli assegni di ricerca, abbiamo dato indicazione che fossero non ricerca pura, quella la fa l'università, vero professore. La prima missione è quella della ricerca, la seconda è quella della didattica, la terza è quella della contaminazione dei territori, cioè del trasferimento dall'università al mondo del territorio, dell'impresa per noi. E quindi anche gli assegni li abbiamo voluti indirizzati in questo. Allora, qual è, chiuso l'orizzonte, a mio parere? E quando abbiamo parlato di andare verso il lavoro abbiamo anche pensato che accanto ai disoccupati, alle persone più fragili, dovessero esserci anche gli strumenti per le aziende che correvano di più. Perché è vero che se corrono tanto sono brave e ce la fanno, in Veneto meglio non far danni che intervenire, ma è anche vero che quando tu gli dai degli strumenti utili, le imprese che corrono di più trascinano le altre. Allora, a mio parere la nuova programmazione sul tema già detto dei 5 obiettivi dovrà pensare a un modello il più possibile di welfare territoriale. Abbiamo visto che nei modelli organizzativi, quando abbiamo anche finanziato la riorganizzazione delle imprese, queste hanno saputo avere performance maggiori. Quando abbiamo ragionato con le filiere, oltre a quelle che vi ho detto, quella del primario, quella del turismo, un accordo con il collega Caner fu proprio all'inizio di questa legislatura, di un accordo in cui risorse del FESR, risorse del Fondo Sociale erano indirizzate al turismo. Che poi lì dentro ci dovesse stare la formazione per i disoccupati, per gli inoccupati, per i neolaureati, per le imprese più veloci, per le imprese che si mettevano in rete. Abbiamo preso una filiera strategica e trasversalmente l'abbiamo segmentata. L'orizzonte prossimo è quello di un welfare territoriale, perché se è vero che ci dicono che dobbiamo andare verso un Fondo Sociale Plus, dove l'inclusione sociale per noi non può essere solo assistenza,
sono tra i molto critici del reddito di cittadinanza perché sta solo dando assistenza. Io invece, e passo la parola così, credo che il modello sia quello che Elena Brigo ci illustrerà. Riorganizzare i sistemi con la concorrenza di tutti, voi siete qui portatori di interesse raffinati e corpi intermedi strutturati, ma guardate che oggi significa dare risposte in termini di servizi a tutto campo e non vuol dire solo guardare agli ultimi, vuol dire mettere in competitività un territorio. Questo credo sia il ruolo di una regione competitiva come il Veneto nell'utilizzo sempre migliore di questi fondi. Prego, dottoressa Brigo. Buon pomeriggio a tutti, sono davvero emozionata, quindi se lo era il dottor Romano io lo sono di più, di presenziare qui oggi. È una grande opportunità per la nostra cooperativa di presentare l'attività che facciamo, ma anche di rappresentare un mondo, quello della cooperazione sociale, che può essere proprio sulla linea delle tematiche che l'assessore Donazzan anticipava poc'anzi, un protagonista, un attore importante sui temi della sostenibilità e dell'inclusione. Presento velocemente la cooperativa. Siamo dal 2001 impegnati in una missione piuttosto azzardata, quella di dare opportunità di lavoro a persone svantaggiate, in particolare a persone che provengono dall'area della salute mentale, quindi a pazienti psichiatrici, considerando, diciamo, il lavoro come lo strumento privilegiato per poter dare una nuova opportunità, partendo dal presupposto che nessuno deve rimanere escluso, a queste persone che sono tuttora stigmatizzate e spesso ancora vittime di grandi pregiudizi. Quindi il lavoro come uno strumento riabilitativo, ma anche di remunerazione e quindi di riconnessione con il tessuto sociale, soprattutto un'opportunità di recuperare senso, dignità e diritti di cittadinanza a queste persone. Quindi è uno strumento, riprendendo un po' le parole dell'assessore, integrato tra questi due mondi, quello del socio-sanitario e anche quello lavorativo. Quindi partiamo dal presupposto che il disagio mentale debba avere la possibilità di essere visto con un'ottica nuova, con un'ottica per cui anche la malattia mentale è qualcosa di non statico ma in cambiamento, a cui dare una prospettiva differente, ovviamente partendo dalla centralità della persona, cercando di puntare a quelle che sono le abilità e le competenze che anche le persone con patologia psichiatrica possono ancora mettere in campo, partendo ovviamente anche dalla possibilità che queste persone possano riconoscersi in un'identità differente, non più legata unicamente alla malattia e quindi a persona da assistere, quanto a cittadino portatore di diritti e di doveri. Un momento particolarmente importante nella vita della nostra cooperativa e che, come dire, rappresenta simbolicamente ma soprattutto concretamente questo impegno che portiamo avanti da più di 18 anni, è il momento in cui viene data la busta paga ai soci lavoratori. I soci lavoratori svantaggiati sono tutti assunti con il contratto nazionale delle cooperative, quindi un vero contratto di lavoro con ferie, malattia, tredicesima, negli ultimi anni anche dei premi produzione, questo a testimoniare il fatto che quando si parla di lavoro bisogna parlare di lavoro vero, con un impegno concreto e serio. I numeri della nostra cooperativa sono piuttosto piccoli ma significativi. Siamo in 50 soci, ma il 76%, probabilmente nel 2019 un po' di più, dei soci sono soci lavoratori svantaggiati che appartengono all'area della salute mentale, quindi una proporzione piuttosto importante rispetto al 30% previsto dalla legge 381, ma una percentuale che in qualche modo testimonia l'impegno
che vogliamo mantenere sul focus dell'inserimento lavorativo e del lavoro. Siamo anche una piccola impresa perché gestiamo un ristorante, gestiamo un albergo, gestiamo una lavanderia che serve soprattutto appartamenti turistici e alcuni servizi accessori di pulizie e di giardinaggio. Ci confrontiamo quindi con il mercato quotidianamente cercando di formulare la nostra proposta di valore. Una testimonianza dell'impegno a confrontarsi in maniera anche coraggiosa col mercato è il fatto di avere la cooperativa praticamente la totalità dei propri clienti che sono clienti privati, quindi non partecipiamo a gare o a bandi proprio perché abbiamo deciso di prendere sul serio la sfida di proporre i nostri servizi, che sono sicuramente dei servizi in cui mettiamo tutta la nostra cura, ovviamente, e la qualità che cerchiamo, anche e soprattutto per poi poter veicolare quelli che sono i valori sociali che stanno alla base del nostro agire. E quindi il cliente, nel momento in cui ci sceglie per la qualità e per il prezzo, sta anche esercitando quello che viene detto il voto con il portafoglio, per cui scegliendo un prodotto o un servizio della nostra cooperativa fa un acquisto responsabile. Quindi in qualche modo la nostra cooperativa rappresenta un buon esempio di come impresa e sociale possono contaminarsi e nel momento in cui si contaminano si rafforzano a vicenda in un circuito virtuoso. Passo oltre a questi dettagli che invece sono più legati ai principi che ispirano la nostra prassi quotidiana. L'unica cosa che mi preme sottolineare è la ridefinizione del rapporto tra soggetto e lavoro, per dare delle reali opportunità a queste persone, che chiaramente sono persone con delle multiproblematicità molto importanti. È necessario che sia il lavoro che si adatta come abito sartoriale attorno alla persona. Diversamente si fa un'offerta di lavoro che poi la persona non riesce a reggere, per cui è un ribaltamento proprio dei fattori a cui siamo normalmente abituati a dare un'inversione diversa. Bene, questa è la nostra cooperativa, abbiamo partecipato nel 18 e nel 19 al progetto Impact, un progetto sviluppato da IRECOP Veneto attraverso il finanziamento del Fondo Sociale Europeo e attivato dalla Regione Veneto attraverso la DGR 1267 sul tema dei modelli di business ad alto impatto sociale. All'interno quindi della DGR si definisce la linea di intervento social impact che ha l'obiettivo di approfondire tutte le tematiche legate all'innovazione sociale, alla capitalizzazione delle buone prassi che già ci sono perché implementano pratiche ad alto impatto sociale. Ci siamo quindi inseriti all'interno di questo quadro e la nostra cooperativa ha partecipato come impresa sociale della Regione Veneto che porta avanti attraverso un modello innovativo, un modello organizzativo che punta a un'economia alternativa, più sostenibile, più inclusiva e più centrata sulla persona. Con un gruppo quindi di altre 12 cooperative del Veneto abbiamo partecipato a questo progetto che ci ha portato anche in mobilità formativa a Siviglia, a Trento, ci ha messo in contatto anche con il mondo accademico, elemento che è stato sicuramente molto importante, con l'obiettivo di approfondire il tema dell'impatto sociale, ma soprattutto di come calcolarlo in maniera rigorosa e puntuale, proprio per uscire, diciamo, la logica per cui siccome le cooperative sociali si dedicano alle persone bisognose fanno bene comunque, no, bisogna misurarsi in maniera seria e anche nell'idea di trovare un linguaggio comune nel mondo della cooperazione sociale per confrontarsi, ma anche e soprattutto per poi poter comunicare in maniera efficace ai nostri stakeholder. Qui altri degli obiettivi generali del progetto, sicuramente importante l'idea di poter stimolare un cambiamento culturale all'interno dei sistemi produttivi, quindi secondo un paradigma di social impact, ma anche quello che dicevo prima, la contaminazione virtuosa con il mondo accademico, che è stata per noi un elemento di grande valore. Questi i player della sperimentazione del progetto. Qua ci sono appunto i dettagli sulla mobilità formativa che abbiamo fatto a Siviglia e poi a Trento, con tutti i temi che abbiamo attraversato, quindi la teoria del cambiamento, il pensiero sistemico, la responsabilità sociale di impresa, la contaminazione tra terzo settore e pubblico. Tutti questi temi
con ovviamente poi questi output di progetto che erano quelli nella pratica che poi si sono realizzati, e quindi la redazione del bilancio sociale attraverso l'utilizzo della piattaforma Eurix, e soprattutto una sperimentazione ad indici e indicatori proprio per la valutazione di quello che è l'impatto che le cooperative sociali generano nella loro comunità e sul proprio territorio. E cosa ha generato poi nel concreto la partecipazione a questo importante progetto per la cooperativa? 3 elementi in particolare. Innanzitutto il fatto di aiutarci ad adottare una prospettiva medio-lungo periodo, quindi uscire da una quotidianità piuttosto incalzante, fermarci a pensare, guardarci dal di fuori per poter poi anche valutare e decidere quelle che sono le azioni che la nostra, in questo caso cooperativa, poteva portare avanti. La cosa probabilmente più importante di tutto il progetto è questa, quindi la nostra cooperativa ha capito l'importanza di imparare a misurare e a rendere conto. E quindi attraverso la piattaforma Eurix che vi dicevo abbiamo cercato rigorosamente di provare a misurare quello che è l'impatto sociale. Questo progetto è stato anche da stimolo, perché la cooperativa ha voluto spingersi un po' di più. Abbiamo trovato un finanziamento che adesso coinvolge anche l'Università di Verona e l'Università di Brescia, oltre che Socialis, che è un ente di formazione e di studi, proprio per andare a fare una ricerca scientifica su quelli che sono integrati i risultati sulla psicopatologia della persona che ha problemi di salute mentale inserita in un percorso di inserimento lavorativo, ma anche e soprattutto quanto questi interventi innovativi possano poi avere un riscontro positivo sul budget pubblico, quindi quant'è il risparmio creato sui budget pubblici attraverso dei percorsi innovativi che non siano unicamente l'assistenzialismo. Vado velocissima, quindi la possibilità di comunicare in maniera efficace ai propri stakeholder. Ed ultimo il fatto di poter considerare il cambiamento come un driver positivo, cioè abbandonare un atteggiamento difensivo, cercare di vedere nel cambiamento delle opportunità di nuove sinergie e di nuove idee imprenditoriali. Chiaramente uno degli aspetti a cui teniamo di più è quello dell'impatto rispetto alla comunità, di poter veicolare come anche la malattia mentale può avere una seconda opportunità, e quindi di favorire tutto ciò che va contro lo stigma e contro il pregiudizio. Termino qui, vorrei concludere semplicemente facendovi vedere un brevissimo video della cooperativa che rende conto in realtà delle persone che tutti i giorni si impegnano molto anche in virtù delle problematiche che portano, e quindi mi fermo qui e vi ringrazio. Benvenuto nel nostro hotel, ecco la chiave della sua stanza.
tutte le stanze sono al primo piano, questa è l'ultima stanza sulla sinistra. In questo periodo della mia vita sto raccogliendo i frutti di tanta fatica nel percorso che ho fatto qua in questa comunità ristorante che è durato una decina d'anni, e da come ero allora a come ero adesso la mia vita è diventata una vita decente, anzi una vita molto bella. Sono stata qua 5 anni, e finito il mio progetto, adesso abito con mio compagno in un appartamento, sono contenta di quello che faccio. Giugno, evento Sartori, è andato o non è andato? È andato. Come? Molto bene. Molto bene. Senso non tanto della gita fatta a caso, il rafting si presta molto bene perché c'è questa cosa del fatto che devi fare una cosa insieme, no? Devi remarti dalla stessa parte, se no diciamo vai storto, però anche andando storti alla fine ci si arriva. Bene, grazie. Grazie. Allora passiamo alla seconda parte. Chiederei all'assessore Caner di accomodarsi qui insieme a Rudy Toninato, Mauro Fanin e Donata Gaspari. Accendiamo le luci cortesemente, grazie. Prego. Sedetevi pure. Buon pomeriggio a tutti. Cercherò di essere veloce perché siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Sentiti anche i precedenti interventi, direi che molto è stato detto, ma in particolare mi collego a quanto ha detto sia il Presidente Zaia che la collega Donazzan sull'importanza e la strategicità che ha avuto nella politica di coesione questi finanziamenti, queste opportunità che abbiamo avuto, proiettando un Veneto verso il 2030, e posso dire che l'esperienza fin qui fatta per quanto riguarda il tema dei fondi POR-FESR è stata un'esperienza assolutamente positiva. Qui ora ci hanno appena lasciato il collega Marcato e Lanzarin. Voi sapete che io ho il coordinamento di questi fondi, ricordo però che ogni assessorato ha gestito da un lato in autonomia, poi ovviamente con il coordinamento della direzione mia, quindi del dottor Cecchinato, quelli che erano i bandi che abbiamo messo a disposizione per di fatto aiutare le nostre imprese. Risorse che sono andate sia al mondo delle imprese ma anche al mondo degli enti locali, quindi lo sviluppo è stato incentrato sia sul sistema produttivo ma anche sulle pubbliche amministrazioni. Poi andremo a vedere quali sono i temi che sono stati trattati. È stata fatta una scelta politica importante da parte della Regione Veneto, quindi dalla Giunta regionale, che è stata quella di voler utilizzare le risorse del bilancio regionale in cofinanziamento appunto alle risorse europee. Quindi io dico sempre, circa ogni milione che noi abbiamo messo a disposizione ci ha permesso di recuperarne
circa 6. Un totale di 600 milioni di euro divisi in 6 assi, che ci ha portato appunto a raggiungere quegli obiettivi che ci venivano dati per la Europa 2020, che erano quelli appunto di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La stessa programmazione 21-27 dovrà andare in questa direzione, nel senso di aumentare quelle che sono, insistere sullo sviluppo ulteriore su questi assi, in particolare per quanto riguarda il tessuto produttivo, sulla ricerca e l'innovazione, quindi il tema di un'Europa più intelligente, e poi ovviamente abbiamo gli altri temi che sono già stati toccati all'inizio, cioè l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, tutto il tema delle infrastrutture digitali che sono fondamentali, e qui lasciatemelo dire anche da assessore al turismo e alla montagna, all'economia montana, diventano fondamentali per andare a raggiungere quei territori che sono a rischio di spopolamento. Cioè pensiamo a tutta l'area montana, se non viene messa connessa, sia per quanto riguarda l'ultrabanda, ma anche e quindi per quanto riguarda le imprese, ma anche semplicemente per collegare i singoli cittadini, ovviamente è difficile pensare che un giovane faccia impresa in montagna se non ha la possibilità di essere connesso, e da qui anche lo spopolamento. Sicuramente non è l'unica causa, perché qua potremmo aprire un tema che non finisce più, però è sicuramente una parte importante. Il tema poi della promozione dello sviluppo sostenibile integrato, quindi tutto il tema delle zone urbane, quindi una migliore diciamo, urbanizzazione, una mobilità sostenibile, come anche il collegamento delle aree rurali. Ad oggi noi abbiamo utilizzato ben 524 milioni di euro, disponendo di fatto in 84 bandi, divisi 91 sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico, questo l'ha gestito in particolare l'assessore Marcato, 47 milioni sulla banda ultralarga, ben 184 milioni sull'incremento della competitività delle imprese. Dentro qui ci sono anche i 40 milioni del turismo, che poi andremo velocemente a vedere, che poi di fatto sono diventati 50 grazie anche a un overbooking di risorse regionali che abbiamo messo, e dopo vi spiegherò il motivo. 51 sulla sicurezza sismica e l'efficientamento degli edifici pubblici, tra cui anche l'attenzione al rischio idrogeologico, che è, come voi sapete, un tema in questi anni fondamentale. Questa è la parte, quella dedicata agli enti pubblici, e poi 56 milioni a disposizione per lo sviluppo urbano sostenibile. Ora nel 2020 andremo a fare gli ultimi bandi disponibili, questo dobbiamo farlo anche velocemente perché ci permetterà eventualmente di andare a riallocare quelle risorse che magari generano delle economie, quei bandi che generano delle economie, e quindi riallocare velocemente entro il 2021, perché è vero che il tema è 2014-2020, però abbiamo ancora un anno di tempo per muoverci e per gestire tutte le risorse. Devo dire che comunque, come diceva il Presidente inizialmente, la Regione Veneto, sia sull'FSE che sul FESR, si dimostra una regione che, pur essendo partita in ritardo e non per colpa nostra, è riuscita a recuperare velocemente. Di questo desidero ringraziare non solo le mie strutture e anche quelle degli altri assessori, ma anche il tavolo del partenariato regionale, perché insieme si sono fatti dei passi in avanti importanti, si è deciso anche di riallocare determinate risorse, e quindi ad oggi tutti gli obiettivi intermedi sono stati raggiunti. Di questi 524 milioni, ben 206 erano destinati al tema delle imprese, quindi in particolare i progetti di ricerca e sviluppo, questo grazie anche agli organismi di ricerca, quindi la connessione tra impresa e università ha funzionato. Il tema dell'incremento dell'internazionalizzazione all'export delle imprese, così come il tema riferito all'industria 4.0, quindi la volontà di ricercare nuove tecnologie produttive, che ci ha permesso di fare passi in avanti, così come appunto il miglioramento, l'efficientamento energetico e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche nel mondo delle imprese, e non soltanto legato al tema degli enti pubblici.
Per quanto riguarda gli enti pubblici abbiamo investito ben 109 milioni su 119 progetti, questi li abbiamo già detti, sono banda larga, inclusione digitale, digitalizzazione, messa in sicurezza sismica e su questo devo ringraziare anche i sindaci che si sono mobilitati e hanno capito l'importanza di queste risorse. Molti sono i progetti che sono arrivati, probabilmente se ne avessimo avuti di più li avremmo bruciati tutti, e ovviamente il tema dell'efficientamento energetico e anche l'illuminazione pubblica grazie alle nuove tecnologie che ci permette di avere risparmi energetici importanti. L'ultimo 51 milioni, anzi non è l'ultimo, ma diciamo l'altro settore importante è quello dello sviluppo urbano sostenibile, che ci ha permesso, grazie anche al lavoro fatto dalla collega Lanzarin, di utilizzare questi fondi per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, quindi il cosiddetto co-housing, e poi tutto il tema della mobilità urbana. Poi avremo anche un caso di Vicenza che ci andrà anche che è qua, che ci andrà anche a spiegare come sono stati investiti questi soldi. Vado velocemente verso la fine, ho lasciato per ultimo il tema che ovviamente non dico mi interessava di più perché sono tutti importanti, però mi coinvolgeva di più come assessore al turismo, e questo avendolo gestito non solo come coordinatore dei fondi PortFesa, ma avendolo gestito proprio in prima persona con la mia direzione. Qui noi abbiamo avuto 40 milioni a disposizione che sono diventati poi di fatto 50, che hanno dato grandi soddisfazioni, veramente grandi soddisfazioni. Ci siamo anche, se vogliamo, un po' anche impuntati nei confronti del mondo imprenditoriale e anche turistico, e questo penso sia importante perché la Regione deve avere una visione futura e deve in certi casi anche fare da stimolatore, da traino, e quindi abbiamo voluto fare dei bandi, per esempio per la start-up di imprese turistiche nuove che hanno funzionato, sono nate molte nuove imprese. È vero che nelle start-up c'è un'elevata moria di imprese, però è anche vero che quelle che resistono sono fortemente innovative e diventano delle buone pratiche sul territorio. Quindi a chi mi dice no, attenzione, avete messo i soldi là, però molte imprese sono morte, è vero, però ce ne sono anche alcune, quelle che sono rimaste vive, che rappresentano veramente un fiore all'occhiello per il Veneto. Il secondo riguarda il tema dei club di prodotto. Abbiamo creato ben 18 reti nuove in tutto il Veneto, creando nuovi prodotti turistici, perché questa è una regione che è prima in Italia con 70 milioni di presenze, però è anche vero che è una regione che non può cullarsi e sedersi sugli allori, ma deve costantemente, proprio perché è la prima regione in Italia e la sesta area europea per attrazione turistica, essere costantemente innovativa e quindi pensare a innovare anche i settori maturi. Penso al tema della costa veneta, per esempio. Qui abbiamo creato ben 18 reti di imprese che si sono messe insieme, quindi imprese differenti, non solo del mondo ricettivo, che hanno collaborato e hanno costruito prodotti turistici nuovi, quindi creando imprese nuove e creando nuovi prodotti. 18 reti, alcune delle quali 4 per esempio sono nate nella provincia del Belluno, che è la provincia che solitamente noi diciamo Belluno e Rovigo sono un po' più in difficoltà rispetto alle altre. Ecco, qui abbiamo fatto da stimolatore importante, perché abbiamo visto che stimolando e non solo dando finanziamenti a fondo perduto, ma insomma ragionando assieme, le idee sono uscite e le imprese sono nate. L'altro settore importante riguardava quello dell'adeguamento delle strutture ricettive. Anche qua abbiamo bruciato tutte le risorse che avevamo a disposizione, e anche qua se ne avessimo avute di più le avremmo mangiate tutte, oltre 30 milioni di euro solo per il settore montagna, in combinazione tra fondi PortFesa e risorse regionali che poi abbiamo aggiunto, più altrettanti per la pianura. Quindi abbiamo investito parecchie risorse per adeguare le nostre strutture, ma anche qui non semplicemente per mettere a posto la struttura fisicamente, cioè rifare i muri dell'hotel, ma creare un upgrade, cioè innovare il prodotto turistico anche in termini di accoglienza. Quindi questo ha aiutato anche a cambiare la mentalità, quindi ad avere una mentalità più aperta, una cultura dell'accoglienza dal punto di vista turistico molto più forte.
Io spero che questo sia un tema che verrà ripreso nella prossima programmazione, perché abbiamo visto che ha funzionato molto bene. Il quarto e l'ultimo era quello relativo alla promozione dei nuovi prodotti nei mercati internazionali. Questo è un bando che è ancora aperto e che finisce qua a febbraio, ma mi pare che stiamo parlando di prorogarlo di un altro mese, perché mi chiedono di prorogarlo. E ecco, vedo da Belluno mi dicono sì, perché proprio da lì nasce questa esigenza, e questo è molto importante perché vedete, il tutto è stato fatto con una logica, cioè start-up di impresa, quindi incentivo la nascita di nuove imprese, le faccio mettere assieme, quindi crea un club di prodotto, quindi le imprese si mettono insieme, non solo quelle del ricettivo ma anche le altre, per creare un prodotto turistico. Terzo bando, la promozione di questi bandi all'estero, quindi noi con questo bando diamo la possibilità a questi prodotti turistici di essere portati all'estero e quindi fare incoming turistico. Il quarto, mettere a posto le nostre strutture per essere accoglienti. Quindi il tutto rientra all'interno di una strategia molto importante. Prima di dare la parola a tre di questi casi che di fatto ci dimostrano come sono stati spesi questi soldi, perché ricordiamolo sempre, molti di voi lo sanno, questi sono soldi che vanno alle imprese, quindi devono generare nuove imprese o comunque sviluppare imprese esistenti, e qua ne abbiamo degli esempi. Chiudo dicendo quali possono essere le future strategie, cioè quali sono le priorità strategiche che ci diamo nella prossima programmazione. Qui il tema sicuramente deve essere la continuità con la programmazione 2014-2020 per non disperdere quanto di buono è stato fatto, quindi sviluppando e cercando di confermare quelle esperienze anche amministrative collaudate che sono andate bene. La complementarietà e sinergie tra i fondi FESR e FSE, lo diceva prima anche la mia collega Donassan, quindi non solo tra questi due fondi ma anche con gli altri fondi. Questo è importante perché dobbiamo evitare sovrapposizioni e quindi cercare di mirare queste risorse in maniera da non disperderle, concentrarle efficacemente appunto su quelle che sono le priorità strategiche che ci daremo con i tavoli di partenariato. E poi un tema sicuramente importante nella prossima programmazione è di far sì che, per esempio per i progetti infrastrutturali, dare priorità a chi ha la cantierabilità dei progetti, cioè siccome queste sono risorse che, come sapete meglio di me, o vanno spese o le spendi e anche velocemente, oppure rischiano di essere inattuate, bisogna dare precedenza a chi ha progetti reali, cantierabili subito. Un'altra necessità di agire importante è quella relativa alla multisettorialità, cioè a cercare di avere un'innovazione continua e uno scambio tra settori differenti, che è quello che abbiamo cercato di fare con questa programmazione, ma secondo me deve essere potenziata nella prossima programmazione. E ultimo tema, che questo tocca un po' più a noi come parte pubblica, è quella della semplificazione della capacità amministrativa, quindi semplificazione amministrativa e rafforzamento di quella che è la capacità amministrativa per rispondere meglio e più velocemente alle risorse del territorio. Io sono andato un po' di corsa perché i tempi erano ristretti, ma chiudo veramente adesso dando la parola. Come? Ah, c'è il video prima? Prima di dare la parola a loro? Perché mi dici queste cose così? Va bene, allora mandiamo un video prima di dare la parola ai nostri tre ospiti. Sì. Immagina una regione più competitiva. Grazie alla Regione del Veneto e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale sono state rinnovate le strutture ricettive.
Sono nate start-up e reti di imprese per lo sviluppo e la promozione dei prodotti turistici. Scopri come accedere ai bandi su regione.veneto.it/Porfesra. Ecco, bene, scusate, una cosa mi sono dimenticato, che lo vedo qua tra il pubblico. Volevo ringraziare anche il dottor Rosso, che con Avepa ha gestito anche le istruttorie, diciamo, di questi bandi, e quindi penso che l'Avepa si sia dimostrata un ente molto molto importante, che nel tempo si è evoluto e dalla semplice gestione delle pratiche agricole ormai è diventata uno strumento fondamentale per la Regione Veneto. Velocemente i 3 casi: qua abbiamo Rudy Toninato, all'estrema sinistra mia, che ha creato una nuova impresa turistica, e questa andava proprio nell'ottica di quanto dicevo prima sui club di prodotto. Una nuova impresa che, diciamo, ha sviluppato un prodotto turistico nuovo, collegando i corsi d'acqua del nostro Veneto, coniugando il tema della barca con la bici e creando degli itinerari storico-artistici sul territorio veramente innovativi. Poi abbiamo Mauro Fanin, che qui è stato citato anche dal presidente, quindi Cereal Docs, che anche lui ha utilizzato i fondi per quanto riguarda la creazione di una rete innovativa regionale, quindi con un progetto di ricerca intitolato Cibo intelligente per un futuro sostenibile. E poi abbiamo in ultima, alla mia destra, Donata Gaspari, che invece ha utilizzato i fondi che vi dicevo prima sul sistema urbano sostenibile, e con diciamo, un prodotto che ha portato a un maggior lavoro sul tema del trasporto sostenibile e sull'edilizia pubblica residenziale. Quindi ora la parola a Rudy Toninato. Bene, grazie. Sì. È acceso? Grazie Assessore, grazie alla Regione Veneto che ci ha dato l'opportunità di poter fare questo progetto. Il nostro progetto si chiama Antiche Vie di Navigazione. Abbiamo fatto una cosa che è diventata più grande di noi, perché non credevamo di avere tanto successo, ci abbiamo messo il cuore, tanto per essere chiari, fin dal primo momento. Parte l'idea era quella di collegare delle reti fluviali medievali, qui si sta parlando di Canale Battaglia e il Canale Bisatto, quindi collegare vari castelli, cioè collegare il castello di Cevareggio e Santa Croce lungo l'antica via di navigazione per giungere poi a Battaglia Terme e continuare fino a Monselice. Un progetto che di fatto è un progetto di rete, è una rete anche se non è consolidata ma è vera, perché abbiamo messo in sinergia, in sintonia siti storici e guide turistiche, l'uso delle biciclette, 2 cantine, ristoranti del territorio e naturalmente l'uso della barca. Abbiamo fatto una barca innovativa, una barca che può navigare questi corsi d'acqua, non c'era, non esisteva, ma siamo andati un po' oltre perché l'abbiamo resa sostenibile, perché può essere utilizzata anche dai diversamente abili, si può imbarcare al carrozzine, il bagno per i disabili, e abbiamo voluto creare qualcosa dopo una lunga esperienza. Ho più di 30 anni di esperienza sulla navigazione, però questa cosa sul territorio padovano mancava totalmente, e per gioco, bisogna dire la verità, che per gioco è partito questo grande progetto, che poi si è rivelato un grande progetto. Tutt'oggi siamo sicuri che è vero che ci vuole un po' di tempo per metterlo in moto, perché se tu parti dal presupposto che c'era il nulla, abbiamo creato qualcosa dal nulla e quindi i risultati stanno venendo. Lo stesso Museo della Navigazione di Battaglia, dove l'assessore Canner era venuto a fare il video, è già di per sé un'impronta veramente fortissima sul territorio di Battaglia Terme. Una conca di navigazione che quest'anno ha compiuto, che nel 2019 ha compiuto 100 anni, è la dimostrazione che abbiamo dei siti importantissimi che se non vengono rifrequentati, rivalorizzati, tendono a morire. La cosa che un po' ne approfitto per questa grande platea di importanza politica e culturale, che assieme al progetto delle vie di navigazione avevamo anche portato avanti con la provincia un progetto sulla riqualificazione di questi corsi d'acqua, ed è incredibile vedere che anche la Fondazione Cassa di Risparmio aveva finanziato la realizzazione di 5 nuovi pontili che sarebbero fondamentali, anche perché se c'è la sostenibilità, appunto l'accessibilità al corso d'acqua, si può parlare di veramente un progetto sostenibile. Purtroppo i pontili che ci sono obsoleti, sono ormai diventati quasi inutilizzabili, quindi dovrò chiedere all'assessore Canner che faccia buone parole con la provincia, che vada avanti questo progetto, perché
ci devono fare questi pontili. E l'unica cosa che posso rimarcare è che se non ci fosse stata la Regione del Veneto e i fondi Profes non avremmo fatto questo progetto, perché l'impegno era importante, l'impegno economico è stato grande e abbiamo creato proprio un'azienda, un'ex nova, Antiche Vie di Navigazione, proprio per fare questa cosa settoriale che doveva avere un suo canale di intervento, quindi non doveva esserci nessuna distrazione da altre aziende, quindi l'abbiamo creata ad hoc per questo progetto ed è stato un grandissimo impegno. Quindi ribadisco, se la Regione è stata fondamentale con questo finanziamento per poter dare vita a questo grandissimo progetto di cui crediamo fortemente avrà un grandissimo successo. Grazie a tutti per l'attenzione. Diamo la parola a Mauro Fanì per l'altro progetto. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio ovviamente la Giunta, il dottor Santo Romano e tutti voi portatori di interessi. Io sono qui come imprenditore perché 36 anni fa ho fondato un'azienda, Cereal Dogs, oggi è una food company e quindi si occupa dei diversi ambiti della prima trasformazione delle materie prime. Dal 2016 però, insieme ad altri imprenditori all'Università del Veneto e a prestigiose istituzioni scientifiche, abbiamo creato una rete Ribes Nest, che rappresenta oggi 47 aziende del settore degli alimenti, della salute e dell'alimentazione, 8 miliardi di fatturato complessivo stimato, 12.000 dipendenti, 5 soggetti della conoscenza, università, enti di ricerca, fondazioni, business school. Che è Ribes Nest? Ribes Nest è un insieme alle altre 18 reti regionali, giustamente come è stato sottolineato, sta contribuendo alla creazione di un modello che prima non esisteva, che genera e potrà generare ricadute positive a livello locale, nazionale ed internazionale. La sua vera vocazione è fare network, integrando le imprese, gli enti pubblici, gli istituti di ricerca e le università. Una rete innovativa non è, passatemi il termine, un insieme di fabbriche operose per rispondere ai bandi, ma una piattaforma dove si confrontano soggetti che fino a poco tempo fa non si parlavano o poco si parlavano. I progetti finanziati a cui partecipiamo come rete sono il risultato di un lavoro di integrazione di cui partecipano aziende piccole, medie, di grandi dimensioni, università, centri di ricerca e ricercatori, che lavorano con l'obiettivo di fare innovazione insieme. Ribes è nata 3 anni fa, da subito abbiamo definito una governance chiara, una struttura per dare continuità e operatività alla struttura. È fondamentale favorire la conoscenza reciproca dei soggetti e fare formazione e cultura dell'innovazione. Abbiamo quindi pensato anche all'interno della rete Ribes di creare un campus per ragazzi laureandi che possono completare la loro tesi all'interno delle aziende sfruttando la struttura dell'azienda, le strutture, i laboratori delle aziende e interagendo con le aziende stesse. Oggi con Ribes abbiamo partecipato, parte delle aziende hanno partecipato a 4 bandi regionali, ovviamente, POR e FERS, approvati e finanziati per circa 12 milioni. Quali sono i vantaggi per i soggetti che partecipano alle reti? Come imprenditore ho creduto alle potenzialità delle reti innovative ed oggi posso confermare che grazie a questo progetto, a questa realtà, le aziende si sono aperte al dialogo. Credo che questo sia il primo passaggio fondamentale al quale noi abbiamo sempre creduto e sempre abbiamo spinto. Le aziende devono dialogare e confrontarsi di più. Guardando al Veneto del 2030 e alla programmazione europea, gli impegni dell'Unione Europea sono ambiziosi, ne è stato parlato oggi pomeriggio, e parlano di una politica di coesione che sostenga l'Europa più intelligente, più sostenibile, più coesa, più sociale e vicina ai cittadini. Obiettivi altissimi, condivisibili, che però dobbiamo calare a terra. E le aziende hanno un ruolo importante in questa messa a terra di questi obiettivi. Di che cosa abbiamo bisogno? Da una parte abbiamo bisogno anche di cambiare il modello Veneto, il modello produttivo Veneto va parzialmente riscritto. La volontà, l'operosità, l'attaccamento al lavoro non basta. Anche noi imprenditori dobbiamo superare l'individualismo e imparare a fare sistema.
Dobbiamo essere consapevoli che stiamo vivendo in un momento di straordinario cambiamento, ma anche di straordinarie opportunità. Dobbiamo quindi essere capaci di diventare creatori di contesti all'interno dei quali le persone, le aziende possono esprimere la loro capacità, la loro potenzialità e vivere la coesione sociale nel pieno senso della parola. L'apertura all'innovazione e il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e dell'industria è il motore. Il nocciolo della questione è il rapporto con le università, tra università e imprese. È un rapporto che da una parte vede gli imprenditori che devono superare certi pregiudizi nei confronti appunto del mondo accademico, dall'altra parte come università abbiamo bisogno che venga adottato sempre di più un approccio più costruttivo nei confronti delle aziende, accelerando le tempistiche e consentendo il rapido e concreto trasferimento delle conoscenze tecnologiche. Questo è un elemento fondamentale. Guardando al futuro credo sia necessario e quasi imperativo che le aziende facciano ovviamente più investimenti in ricerca e sviluppo. Abbiamo visto che siamo un po' indietro come Veneto. L'open innovation delle reti non esclude il miglioramento continuo delle linee interne, ma non dobbiamo farci condizionare dall'incertezza che caratterizza il nostro tempo, ma avere fiducia e continuare ad investire nelle persone, nei giovani soprattutto e quindi nelle aziende. Oggi le aziende devono essere resilienti, il go-to-market è sempre più veloce, le aziende devono essere capaci di rispondere tempestivamente alle richieste di un mercato che cambia. Quindi la programmazione regionale deve tenerne conto. Se vogliamo stare al passo con i tempi dobbiamo essere più pragmatici e meno pignoli nella burocrazia. Dobbiamo essere più focalizzati sul concreto risultato finale e sulle reali ricadute dell'innovazione piuttosto che sulla rendicontazione dei progetti. Serve quindi uno sforzo corale tra aziende, università, enti deputati al controllo e della politica per fare dei passi avanti in questo senso. Sia chiaro, prima di avere denaro pubblico bisogna avere garanzie importanti. Su questo non ci piove. Da parte nostra ci dobbiamo impegnare nell'utilizzare procedure qualificate, oggi disponibili, trasparenti e fornire strumenti di garanzia dell'affidabilità, ad esempio utilizzando società di certificazione internazionale. Vado verso la fine. Il quadro di riferimento comunitario è ambizioso. Il Green New Deal, di cui tanto si sente parlare, intende appunto riconciliare l'economia con il pianeta, tagliare emissioni ma anche creare occupazione e rafforzare innovazione. Per il settore agroalimentare la Commissione europea si è impegnata a presentare la strategia dal produttore al consumatore, From Farm to Fork, per realizzare un'economia circolare. E qui oserei dire che noi abbiamo bisogno più di un'economia circolare, sempre di più un'economia sferica, tridimensionale, che aumenti nella sua dimensione. Un'economia da sola non può essere sostenuta se non è inserita all'interno di un contesto sociale più, che racchiuda tutti gli aspetti della società. Quindi mettendo in primo luogo ovviamente la sostenibilità, le produzioni, la sicurezza alimentare e quant'altro tutti sappiamo. Su questi argomenti il mondo produttivo e quello universitario sono chiamati a dare delle risposte. L'auspicio è che la Regione raccolga anche questi stimoli. Ringrazio ovviamente la Regione Veneto per avermi invitato a questo incontro che dà avvio ad un confronto per individuare e raccogliere le istanze del territorio nella molteplicità dei suoi protagonisti. Io credo che nella nostra bella Regione, dove ci sono tante belle teste, tanta capacità, tanta laboriosità, possiamo vincere questa sfida del 2030 se questa sfida sarà raccolta in modo coeso e in un'economia che ingloba le aziende produttive con le società interconnesse fra di loro. Grazie e buon pomeriggio. Grazie a Mauro Fanì. Ora passiamo la parola a Donata Gaspari dell'Autorità Urbana di Vicenza, che ci racconterà gli interventi per il trasporto sostenibile e l'edilizia pubblica residenziale sviluppati nel suo territorio nell'ambito appunto dello sviluppo urbano sostenibile. Prego. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitata a presentare quella che è l'esperienza della nostra area urbana.
Quando mi chiedono cosa sia la strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile, che fra noi tecnici chiamiamo anche SISUS, parto parlando di quelli che sono i risultati concreti e visibili nella nostra area e che potrete ritrovare anche in altre aree urbane del Veneto, ovvero 21 nuovi autobus sostenibili, l'attrezzaggio con tecnologie di bordo e di terra di quello che è il sistema di trasporto pubblico locale, 41 alloggi di edilizia residenziale pubblica, 12 alloggi pubblici destinati al co-housing e 5 strutture per senza dimora che sono stati recuperati dal punto di vista edilizio o che sono in corso di recupero e che verranno efficientati dal punto di vista energetico, e infine la creazione di un data hub MyData e di servizi online MyCity a favore dei cittadini, che sono i nostri destinatari e utenti finali, per un contributo di circa 11 milioni di euro del Porfesr Veneto. Ma la SISUS non è solo l'autobus che circola o l'alloggio recuperato e efficientato. La SISUS, per noi operatori del mestiere, per noi tecnici, è un'esperienza non solo lavorativa, perché è un'esperienza di cooperazione, di programmazione, pianificazione e attuazione e soprattutto di integrazione di competenze professionali e umane, a questo mi riferisco, e di interventi e di fondi. Partendo dall'esperienza di cooperazione, l'area urbana di Vicenza va oltre quello che è il comune di Vicenza. Partendo dall'esperienza di un altro progetto europeo, con Urbant, che ci ha portato a firmare il patto dei sindaci, il Mayor Adapt, abbiamo ampliato i nostri confini amministrativi e coinvolto i comuni di Altavilla Vicentina, Caldogno, Creazzo, Sovizio e Torri d'Imperatesolo in quello che è lo sviluppo della strategia. Ma non siamo solo noi area urbana di Vicenza, noi cooperiamo con le altre aree urbane del Veneto che sono anche qui oggi rappresentate dai colleghi e che saluto, che sono l'area urbana di Padova, di Treviso, di Venezia, di Verona e il polo Asolano, Castellana, Montebulleonese. Tutto questo coordinati dalla Regione del Veneto e con il supporto di Avepa, che ci fa da organismo intermedio e valutatore. La SISUS però per un comune come Vicenza è stata ed è anche un'esperienza di programmazione. Abbiamo affrontato un approccio nuovo, cioè contestualizzando quelle che erano le sfide che nel 2013 ci poneva l'Unione Europea, siamo andati a vedere quali fossero effettivamente i fabbisogni e gli obiettivi che un comune, un ente locale potesse attivare, effettuare. Quindi partendo da quelli che sono magari autobus un po' datati, strutture, edifici ad alto consumo energetico, dal fatto che post-crisi purtroppo la situazione sociale fosse peggiorata e quindi ci fosse necessità di dare più alloggi pubblici e di venire incontro a determinati servizi e di innovare quei servizi in maniera più interoperabile anche con processi interattivi, contestualizzando il tutto in quelli che sono i programmi ordinari e i piani di un ente locale, come il piano urbano della mobilità, il piano di azione dell'energia sostenibile, i piani di zona della ULSS, perché appunto si va oltre a quelli che sono i confini amministrativi del comune, all'agenda digitale del Veneto perché si guarda l'approccio regionale con protocolli urbani specifici. Con le altre aree urbane coordinate dalla Regione del Veneto siamo andati ad individuare quelle che sono le aree di interesse e sulla quale potevamo intervenire grazie ai fondi europei, che sono il trasporto pubblico locale, gli alloggi pubblici e i servizi digitali. La SISUS, dopo essere un'esperienza di programmazione, è anche un'esperienza di pianificazione. Le risorse finanziarie non arrivano tutte subito perché è necessario il cofinanziamento di cui parlavamo, che deve garantire anche la Regione, e soprattutto per un comune che anticipa è importante pianificare nel tempo, nel periodo 2017-2022, quelli che sono gli interventi finanziari ma anche gli interventi fisici da attuare. Dopo essere appunto programmazione e pianificazione, finalmente si arriva alla fase attuativa, al concreto, che non riguarda solamente il realizzare gli interventi, ma anche integrare, come dicevo prima, tutte quelle che sono le competenze, gli interventi trasversali e attingere anche a fondi che non sono necessariamente quelli del Porfesr per poter garantire l'efficacia degli interventi. Quindi, partendo dal trasporto pubblico locale,
a partire dal 2018 sono stati immessi in circolazione 21 nuovi autobus del trasporto pubblico locale. Autobus che rappresentano il 16% della flotta del trasporto pubblico locale vicentino gestito dalla società vicentina Trasporti. Questi 21 autobus hanno contribuito a ridurre l'età media del parco veicolare della società, perché siamo passati da 13 anni a 8 anni. Questi autobus circolano in tutta la rete di trasporto pubblico locale di Vicenza, che è di circa 350 km, soprattutto sulle linee chiaramente che servono i nostri comuni coinvolti nell'area urbana, ovvero Torri, Caldogno, Creazzo, Altavilla e Sovizzo. Interessante, e questo è su un'analisi di Avepa, questi autobus sono andati in sostituzione di altrettanti autobus inquinanti, Euro 0, 1 e 2. Se paragoniamo la riduzione di PM10 all'anno e la riduzione di CO2 all'anno grazie appunto all'aver introdotto questi nuovi autobus, è come se dovessimo bloccare 1112 autobus e piantare circa 21.500 piante. Quindi non sono solo 21 autobus, è una riduzione effettiva di inquinamento. Sempre i fondi della mobilità sostenibile ci permettono di attrezzare con tecnologie di bordo i nostri autobus, tutta la flotta, e entro il 2021 anche le fermate e gli impianti semaforici di terra. Qui avete le foto di qualche esempio. Ci sono dispositivi di controllo delle corsie riservate per facilitare la regolazione del traffico, sistemi di monitoraggio e localizzazione per favorire l'infomobilità e quindi la gestione del traffico da parte della società, sistemi di bigliettazione elettronica per favorire la fruibilità del servizio da parte dei nostri utenti e apparecchiature di videosorveglianza per facilitare la sicurezza perché i cittadini che prendono l'autobus si sentano più sicuri. Per quel che riguarda invece il filone dei servizi sociali abitativi, grazie al POR stiamo finanziando degli alloggi pubblici di proprietà del Comune di Vicenza. In particolare è previsto il recupero e l'efficientamento energetico, ovvero ripristino di alloggi che attualmente non sono assegnabili perché non sono a norma o non presentano i requisiti per essere assegnabili, di 41 alloggi. 17 sono già stati ripristinati e recuperati, 12 sono in lavorazione quest'anno, 12 saranno recuperati nel 2021. Nella foto vedete un esempio di un appartamento in Stradella Barche 3 a Vicenza. Il pre e il post appunto riguarda un intervento di recupero edilizio, di sostituzione degli infissi e di cambio dell'impianto di riscaldamento. Anche qui su analisi di Avepa abbiamo visto che rispetto agli alloggi da recuperare, quindi pre-intervento, c'è un risparmio energetico di circa il 65% e c'è anche una riduzione dei costi delle utenze per quei cittadini che andranno a usufruire di questi alloggi. Sempre nell'ambito dei servizi sociali e abitativi è previsto il recupero di 5 strutture per persone che sfortunatamente sono senza dimora e di 12 alloggi di co-housing che saranno destinati in particolare agli anziani soli con parziale autonomia, alle famiglie con un palese disagio economico e a persone con disabilità. In particolare quest'anno stiamo per approntare i lavori per il recupero e l'efficientamento energetico dell'albergo cittadino e i lavori inizieranno a marzo perché capite bene che chiudere l'albergo durante l'inverno presuppone dover ricollocare queste persone in termini utili. E recentemente è stato anche aggiudicato il servizio di accoglienza perché dobbiamo garantire le necessarie misure di accompagnamento al progetto sociale a un consorzio, il consorzio Prisma. In questo caso, come dicevo, dobbiamo garantire il progetto sociale. Come garantiamo il progetto sociale? Le misure di accompagnamento a queste persone che fruiscono di questi alloggi, con fondi del Comune di Vicenza, ma in maniera parziale anche con l'aver vinto altri bandi europei.
veicolati tramite i PON, il sostegno per le famiglie in povertà tramite il PON inclusione e percorsi di inclusione sociale, acquisti di beni per i senza dimora tramite sempre la vincita del PON inclusione ed il PON FEAD. Chiaramente i cittadini dell'area urbana, a seguito di stipula di future convenzioni, potranno fruire di queste strutture anche se non sono fisicamente residenti nel comune di Vicenza. Infine, per quel che riguarda i servizi digitali, in cooperazione con le altre aree urbane del Veneto e coordinati dalla direzione ICT della Regione del Veneto, andremo a sviluppare un cruscotto urbano, MyData, nel quale vengono caricati dati o da un operatore o tramite archivi e sensori e che restituirà particolari servizi utili ai cittadini. Il tutto sarà collocato su una piattaforma regionale già esistente, la MyPortal 3, e inoltre un portfolio di servizi MyCity che saranno necessariamente integrati con le piattaforme nazionali e che saranno interoperabili con i sistemi di back office dei comuni. Anche questo portfolio di servizi dovrà essere collocato sulla piattaforma regionale MyP3 per una questione di standardizzazione e fruibilità dei servizi da parte di tutti gli utenti della Regione del Veneto. È previsto quindi che si crei un fascicolo del cittadino che sarà necessariamente integrato rispetto ai servizi offerti con servizi in materia di mobilità sostenibile, quindi legati al trasporto pubblico locale, e a servizi sociali e abitativi, come ad esempio la gestione dei bandi o registro per le fragilità e le emergenze. Come dicevo prima, si tratta di una cooperazione sfidante dal punto di vista anche di competenze amministrativo, perché lavorando e coordinando la produzione di questi servizi con le altre aree urbane del Veneto, sono 3 anni che stiamo lavorando con una convenzione interaree urbane per poter gestire i servizi con protocolli intra-aree urbane. Abbiamo ceduto in maniera cumulativa i contratti quadro Consip, abbiamo stipulato entro la fine dello scorso anno i contratti e a breve si svolgeranno i kick-off meeting con i gestori. Questo intervento dovrà essere realizzato indicativamente entro la fine del 2022. Per Vicenza è ancora più sfidante perché andremo ad agganciarci con quelli che sono degli altri progetti europei di cui il Comune di Vicenza è coordinatore tramite i programmi della cooperazione territoriale europea, ProBike finanziato dall'Interreg Italia-Austria per la promozione della mobilità sostenibile, ciclabile, e Solez cofinanziato dall'Interreg Central Europe che prevede un'app per il parcheggio intelligente. Ho 30 secondi e volevo lasciarvi con questo collage di immagini che hanno un fattore comune, che è il logo del Porfesra. Cioè, quando voi vedete un autobus, io lo guardo sempre se c'è il logo del Porfesra, oppure se una cartellonistica di cantiere con il logo del Porfesra, o anche un'attrezzatura in azienda o un qualsiasi cartellone che lo riporta, ricordatevi sempre che dietro c'è un'esperienza di cooperazione, di programmazione, pianificazione e attuazione, di integrazione di competenze, interventi e fondi, ma soprattutto che dietro queste immagini ci siamo noi che lavoriamo ai fondi europei, tutti noi. Grazie. Bene, grazie alle testimonianze, grazie Sole Caner. Devo dire l'ultimo intervento di Donata, che era Regione fino a un po' di tempo fa, ricalca esattamente insomma, quello che pensiamo tutti noi. Insomma. E ricordo, perché non è stato detto, che ci sono risorse della cooperazione territoriale europea che abbiamo movimentato in questi anni con 8 programmi Interreg, che è giusto ricordarli, per circa 70 milioni di euro. E poi una cosa di tipo organizzativo, se ci sono componenti del partenariato che escono, che non hanno firmato, cortesemente, se firmate, perché poi la Commissione europea, eccetera, insomma, chiede in qualche modo una sorta di rendicontazione. Allora adesso, insieme al dottor Cecchinato, vediamo
l'ultima parte, il lancio insomma di un po' di eventuale dibattito, interventi a parte partenariato. Siccome abbiamo anche l'altra sala che è collegata in streaming, se ci sono persone nell'altra sala che eventualmente poi vogliono venire di qua, ci sono un po' di posti, soprattutto se qualcuno vuole intervenire, altrimenti questo non riusciamo a farlo a distanza. Allora, questa l'abbiamo vista già prima, vado velocissima. Questo è il tavolo partenariato attuale, 76 soggetti, la componenti della Giunta regionale, Consiglio regionale, ANCI Veneto, l'Unione delle Comunità Montane, Comuni Capoluogo, le province, le nostre 4 università, 2 enti di ricerca e poi 33 tra rappresentanti dei settori economici e le rappresentanze sindacali e soggetti che rappresentano associazioni attive nell'ambiente, nell'inclusione, nella parità di genere. Devo slittare di qua? Sì. E il partenariato aperto, quindi possono chiedere di far parte del partenariato anche altri soggetti. I criteri guida sono la rappresentatività e la pertinenza. Questo l'abbiamo già visto perché l'ha detto sostanzialmente, è un po' riportato nel documento. Adesso do la parola al dottor Cecchenato che ci illustra un po' il documento che avete nella cartellina, che è stato fatto dalle 2 autorità di gestione in collaborazione con tutte le strutture regionali, che ringrazio moltissimo per il lavoro fatto, e ci spiega un po' la logica. Grazie. È un documento abbastanza ponderoso, sotto le 100 pagine comunque, che ha un importante corredo informativo. Come è stato presentato dalla collega Carla Pesce, abbiamo ritenuto fosse necessario innanzitutto richiamare sia rispetto al contesto più generale dal punto di vista demografico, economico, sociale, quella che è la realtà del Veneto, sia dal punto di vista poi invece focalizzato sui primi 4 obiettivi di policy, quindi Europa più intelligente, Europa e competitiva, Europa più sostenibile, Europa più connessa ed Europa più sociale. Il quinto obiettivo ovviamente è un obiettivo di tipo territoriale che si riflette sostanzialmente sul capitolo 1 di questo documento che avete tra le mani. Detto del capitolo 2, che è il capitolo appunto in cui ci focalizziamo dal punto di vista informativo e dei dati su quelli che sono gli obiettivi di policy e poi l'articolazione di questi obiettivi di policy in obiettivi specifici più mirati, nel capitolo 3 trovate una sintesi di quello che vi è stato detto oggi sull'esperienza dei 2 POR e anche in parte anche delle attività di cooperazione. Questo capitolo 3 ovviamente rifà un po' il quadro sistemico organizzato di tutta l'attività di questa programmazione e focalizzando però anche diciamo così, i temi che hanno funzionato di più e le questioni insomma, diciamo, che sono state centrali nell'attuazione di questa programmazione. Il capitolo 4 è il capitolo che diciamo, guarda un po' di più ovviamente alla nuova programmazione, al nuovo periodo 2021-2027. Come è stato detto, la programmazione 2021-2027 si traguarda rispetto al 2030, quindi è chiaro che c'era bisogno anche di avere una proiezione diciamo, rispetto al futuro che fosse un po' preveggente. Il capitolo 4 può essere suddiviso sostanzialmente in 2 parti. Una parte ancora informativa, nel senso che diamo conto di quello che è lo stato attuale della regolamentazione, delle proposte di regolamento. Per la maggior parte questi contenuti sono tra l'altro dati per assodati, perché già la discussione, anche se abbiamo visto è stata bloccata, però la discussione è anche abbastanza avanzata a livello di Consiglio, a livello di Parlamento, e quindi possiamo dare per sostanzialmente assodati gran parte di questa descrizione sullo stato della regolamentazione. Poi però c'è una parte, si riferisce a una parte importante di orientamenti, che sono orientamenti comunitari e orientamenti nazionali. La parte sugli orientamenti comunitari deriva sostanzialmente
dalla comunicazione sul semestre europeo 2019, che è uscita l'anno scorso in questi tempi, praticamente in febbraio, e che proprio rispetto ai 5 obiettivi tematici nell'allegato D descrive quelli che sono gli orientamenti possibili per la nuova programmazione. Vi ricordo che analogamente nel documento che uscirà adesso, la comunicazione che uscirà per il semestre europeo 2020, avremo ulteriori e più specifiche indicazioni della Commissione europea rispetto ai regolamenti. Quindi sono degli orientamenti, ovviamente sono dei desiderata della Commissione europea di cui bisogna però tener conto necessariamente nella programmazione. Poi ci sono, e sono stati riferiti in sintesi anche un po' in anticipo rispetto a quella che è l'uscita ufficiale, i risultati di questi 25 tavoli specifici che sono stati realizzati a livello nazionale col partenariato nazionale e cui hanno contribuito anche in parte le regioni e che poi sono stati riassunti in un tavolo finale del dicembre scorso. Bisogna dire che questa parte, diciamo così, di orientamenti, ovviamente soprattutto a livello nazionale, è ancora, diciamo così, in divenire, però già sono uscite delle cose abbastanza importanti e che sono notevoli. L'ultima parte del documento è quella in cui la Regione si espone un po' di più, nel senso che ovviamente bisognava anche per offrire al partenariato un contesto, diciamo così, di cosa o almeno orientata alla Regione, bisognava diciamo così, dare conto di questo sviluppando quelle che sono, diciamo, le linee di fondo essenziali come proposta che la Giunta regionale esprime rispetto al nuovo periodo di programmazione. Qui trovate una illustrazione, diciamo, rispetto a 4 ambiti fondamentali che sono stati quelli che poi ha ricordato anche il Presidente, quindi la persona, l'impresa, la sostenibilità, i territori. Ciascuna di queste aree, diciamo così, è stata sviluppata in maniera sintetica, però sono parole che hanno un loro valore, che hanno una loro importanza e vi suggerisco di leggerlo con attenzione perché le parole sono state abbastanza pesate. È proprio su questi 4 ambiti che vi chiediamo sostanzialmente poi di esprimervi attraverso una modalità che adesso penso il dottor Romano vi presenterà. Quindi il documento è questo, è un documento aperto naturalmente alla vostra lettura, alla vostra discussione, valutazione critica o positiva. Ci attendiamo anche normalmente dei riscontri positivi, non solo delle critiche. Grazie. Bene, allora per quanto riguarda la nostra parte siamo in chiusura, quindi vi chiediamo al partenariato di adoperare la scheda, la utilizziamo soltanto online, poi vi arriverà la comunicazione formale a parlo partenariato indicativamente con una scadenza diciamo del 15 marzo, quindi sostanzialmente 45 giorni più o meno da adesso. Poi organizzeremo alcuni incontri a livello territoriale, perché ovviamente la logica è quella di insomma, ascoltare il territorio, e poi, come diceva il Presidente in apertura, apriremo la consultazione online alla cittadinanza. E vi vorrei far vedere il sito web, se qualcuno me lo apre, oppure clicchiamo da qua. Che me la fa partire perché non riesco da qualche parte. Eccolo, questo è il sito in cui metteremo, grazie, in cui metteremo le slide, i vari materiali eccetera, e da cui puoi accedere appunto per la compilazione. Mi sembra di aver detto tutto, adesso c'è un po' di tempo, qui non paghiamo, quindi non ci possono fare pagare il supplemento, penso che si possa ancora stare un po', quindi se ci sono interventi a partire dal partenariato,
Ovviamente, ripeto, l'abbiamo detto in più occasioni, il documento che avete è un primo documento, ovviamente ci aspettiamo contributi, anche critiche, insomma, fanno sempre bene, insomma, sono critiche anche stimoli, perché prima il Presidente Fanin giustamente ci diceva noi tutti, no, le aziende sono resilienti, chiediamo di essere pragmatici e meno burocrazia, che è poi uno sforzo che facciamo. Tante cose le abbiamo fatte, ne possiamo fare anche altre, dico solo una cosa sul FED, ad esempio fare i costi standard, analogamente a quello che abbiamo fatto ad esempio sul fondo sociale. Allora, ci sono interventi, se doveste cortesemente venire qui, perché siccome siamo collegati in streaming, quindi se vi mettete qui, ovviamente cortesemente interventi relativamente brevi, perché non so quanti ce ne sono dopo, non per altro. Grazie. Brevissimamente, Dite, perché ovviamente vi presentate, sì, grazie. Giacomo Vendrame per la CGIL Veneto, chiaramente più un intervento sul metodo che sui contenuti, perché chiaramente, però la dico così in termini brevi, cogliamo chiaramente quelle che sono le parole del Presidente, cioè ha chiesto un contributo a tutti i soggetti, noi non ci sottraiamo, pensiamo anzi che il punto di vista del lavoro sia fondamentale, da soggetti come noi che rappresentiamo lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati. E dico due cose sugli aspetti di contenuto in maniera molto veloce. Pensiamo che viviamo in un tempo in cui anche rimanere fermi rischia di significare in qualche modo stare indietro. Allora, siccome abbiamo più volte richiamato la competitività territoriale, pensiamo che la nostra regione sia arrivata a un bivio sotto alcuni aspetti, sotto più di un aspetto, e ne faccio riferimento a 4 in maniera molto veloce. Sviluppo sistema produttivo, siamo a un bivio perché abbiamo una situazione in cui, se è vero che la crisi in qualche modo non morde più come anni passati, siamo di fronte a una continua situazione purtroppo di situazioni critiche sotto il profilo aziendale e occupazionale. Abbiamo sicuramente ancora la sfida da vincere completamente, utilizziamo questo termine, della qualità del lavoro. Abbiamo sicuramente di fronte un bivio sotto il profilo ambientale, per gli indicatori che sono stati citati anche nel rapporto. Abbiamo sicuramente di fronte a noi un bivio sotto il profilo delle competenze, come è già stato detto, e abbiamo una grande sfida rispetto anche alla tecnologia. Abbiamo sicuramente di fronte a noi un bivio che è il sistema di welfare alla pressione del cambiamento demografico, in particolare per l'invecchiamento della popolazione, tra l'altro una delle poche cose che è certa, quindi non è una previsione ma è abbastanza certa. Tutto questo serve per dire che abbiamo una sfida enorme anche di fronte a questa nuova programmazione, perché dovremmo riuscire assieme a in qualche modo definire un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Uso la parola sostenibile che è particolarmente svalutata ultimamente, ma sostenibile significa che sociale, ambiente e economico si tengono assieme, altrimenti non è sostenibile se manca una di queste componenti. Per proprio tutti questi aspetti pensiamo che il tema della competitività del territorio sia un tema vero, che non significa solo, e non lo dico in termine esclusivo, ma inclusivo, competizione delle imprese, ma anche del viverci nella regione, e quindi proprio per tutti questi motivi penso che il confronto non solo sia utile, pensiamo che il confronto non solo sia utile, ma addirittura necessario, perché è necessario un contributo davvero collettivo di tutti i soggetti. Quindi ci auguriamo, e chiudo davvero, un confronto vero su tutti gli ambiti della programmazione, FSE e FESR in particolare, perché questo, ripeto, è assolutamente necessario per il futuro. Grazie, ci sono altri interventi? Adesso non mi dite così perché lo facevo parlare mezz'ora, io ho stoppato. Comin, venite cortesemente qui. Avete il microfono? Però i streaming non li vedono, se dovete venire qui cortesemente così. Attenzione ai fili lì per terra però. Per quello non abbiamo detto parolacce, perché era registrato. Comin, Confraternidade Veneto. Io riporto alcune considerazioni da parte del direttore Sergio Maset. Allora, rispetto a quello che è la sfida che ci troviamo dinanzi per la nuova programmazione, è chiaro che ci sono molti elementi di discontinuità, uno su tutti legato a quella che sarà il filone del
sostenibilità, tema trasversale che caratterizza un po' tutti gli interventi, quindi in una logica ESG come viene ormai comunemente individuata, quindi cambiamenti non solo legati a processi di efficientamento energetico o legati alle emissioni in atmosfera, ma bensì cambiamenti anche che comporteranno delle conversioni per alcuni settori e per alcune filiere in una logica anche produttiva, con inevitabili implicazioni di carattere economico, sociale e tecnologico. Quindi è sicuramente necessario ragionare in una logica di soddisfare quel fabbisogno sia in termini di investimento, che non è solo un investimento materiale in attrezzature o ammodernamento, ma bensì soprattutto in termini di competenze. Per cui quelli che sono secondo noi dei fattori che saranno fattori abilitanti sono fattori di carattere sociale, fattori di carattere economico legato quindi a processi di ammodernamento e di investimento, ma soprattutto una valorizzazione e incremento delle competenze. Tutto ciò va considerato in forma congiunta, quindi questo si ricollega bene anche a quella maggior sinergia tra i fondi che è indispensabile per poter cogliere nuove opportunità. Per noi quindi la priorità è quella di favorire una crescita economica e che si lega poi anche a una qualità dei consumi, in una logica di far evolvere l'offerta sempre più all'interno di quelle filiere locali, con la consapevolezza che comunque vada sostanzialmente ricercato quel vantaggio per le imprese che è necessario in questo momento e che è richiesto per gestire queste complessità. Il tema delle competenze, ribadisco, è un tema per noi centrale, quindi vedremo di operare una riflessione attenta con dei contributi che non mancheranno ai fini appunto di poter contribuire anche in questa programmazione. Grazie. Grazie. Mi sembrava Paolo Ravenna, vero? Attenzione ai fili là perché... Sarò velocissima, vista l'ora. Buonasera a tutti. Io sono Paola Ravenna, responsabile dell'Autorità Urbana di Venezia. È stato bellissimo per me vedere la presentazione da parte dell'Autorità Urbana di Vicenza, perché appunto questa è stata una novità della programmazione 2014-2020, l'asse 6, con lo sviluppo urbano sostenibile, e come ben sa la collega e tutte le altre 3 autorità urbane, ci siamo attrezzati per gestire i fondi in questo modo, con questo nuovo sistema, per cui questo intervento è semplicemente un invito a diciamo, portare avanti questa impostazione dell'approccio urbano trasversale, che è un po' quello che prevede l'obiettivo di policy numero 5 del tavolo 5. Questo approccio urbano noi ci siamo strutturati dal punto di vista appunto della capacità amministrativa, e quindi chiediamo in ottica di continuità di proseguire insomma, con questo approccio. Sicuramente uno degli elementi che può essere introdotto nella nuova strategia urbana di sviluppo sostenibile è quello del come le città possono contribuire alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Noi come Comune di Venezia ci stiamo dotando di un piano degli interventi per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, per cui è sicuramente un tema che ci interessa molto. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Nel frattempo avete visto, ho messo una frase che è un po' per noi, un po' per voi, insomma, di guardare anche, perché abbiamo parlato, presentato tante buone esperienze, ma appunto ricordiamoci che stiamo parlando del Veneto 2030, quindi insomma anche un po' di coraggio da parte di tutti anche nel proporre insomma nuove cose. Insomma, allora, visto che ero stato, perché è stato recentemente qui a Venezia a Ca' Foscari, insomma abbiamo preso questa frase, il premio Nobel per la pace, insomma, di qualche anno fa. Allora, se ci sono altri interventi, siete stufi? Sì? Va bene, allora direi grazie a tutti i relatori, grazie a tutti e buon lavoro a tutti quanti, grazie.